Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Parte qui questa giornata evento del Festival Citemos. Siamo in collegamento streaming, abbiamo dato l'avvio a tutte le piazze italiane di Confartigianato che sono collegate. L'evento Citemos è il Festival Città, Tecnologia, Mobilità Sostenibile di Confartigianato. Noi inizieremo questa giornata con un contributo simile a tutte e quattro le piazze in cui si sviluppa questo evento odierno, che sono oltre Verona, Bari, Bologna e Cagliari. E inizieranno tutti con il saluto istituzionale da parte del nostro presidente Marco Granelli. Buon pomeriggio e benvenuti alla nona edizione del Festival Nazionale Citemos, Città, Tecnologia, Mobilità Sostenibile, l'evento confederale organizzato da Confartigianato Imprese Sostenibili, divenuto punto di riferimento per il nostro sistema associativo sui temi dell'ecomobilità, dell'innovazione e della tecnologia. Citemos direi che rappresenta un appuntamento consolidato e di grande valore strategico per Confartigianato. Le precedenti edizioni hanno dimostrato la nostra capacità di anticipare i trend del settore della mobilità, di creare momenti di confronto proficui tra imprese, istituzioni ed esperti e soprattutto di dare voce e visibilità alle capacità innovative delle nostre imprese artigiane e delle PMI. Citemos è divenuto un laboratorio di medie opportunità, dove si sono gettate le basi per delle collaborazioni importanti, dove le nostre imprese hanno potuto presentare soluzioni all'avanguardia, spesso in anticipo, sui grandi player del mercato. Ricordiamo le ultime edizioni sulla mobilità elettrica, la sharing mobility, le nuove frontiere della logistica sostenibile. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare il Festival della riduzione delle emissioni in atmosfera con il supporto dell'intermodalità. Pensiamo che l'intermodalità sia un'evoluzione naturale e necessaria per un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile, e le nostre imprese artigiane, con la loro flessibilità e capacità di innovazione, sono pronte a giocare un ruolo da protagonisti in questa transizione. Citemos 2025 non è solo una vetrina, ma un acceleratore di cambiamento per il nostro sistema imprenditoriale e per il nostro Paese. L'ecosostenibilità è collegata alla gestione responsabile delle risorse e all'adozione di pratiche che riducano l'impatto nella mobilità, puntando ad accrescere l'offerta e l'utilizzo combinato di diverse modalità di trasporto per consentire agli utenti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. In quest'ottica l'intermodalità diventa un'azione chiave per realizzare un sistema di mobilità realmente sostenibile, in grado di concorrere ad abbattere le emissioni inquinanti nell'atmosfera a beneficio della collettività e della qualità della vita. Per approfondire questa importante tematica, quest'anno Citemos prevede un format articolato in 4 convegni che si svolgono contemporaneamente a Bari, Bologna, Cagliari e Verona, e in cui sono impegnati, oltre ai nostri dirigenti nazionali, anche illustri relatori che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito ad approfondire una tematica così importante che tocca diverse filiere di imprese rappresentate in Confartigianato. La riflessione che intendiamo stimolare con il Festival mira a creare terreno fertile per coniugare intermodalità e sostenibilità, da cui possono derivare benefici enormi. La nostra organizzazione intende promuovere l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, favorire lo sviluppo di infrastrutture e servizi interconnessi, presentare soluzioni tecnologiche innovative, lavorare con una stretta collaborazione fra pubblico e privato, sensibilizzare cittadini e imprese sui vantaggi dell'intermodalità. Ed ecco perché in tema
di mobilità sostenibile, quest'anno Confartigianato ha puntato il proprio focus sull'intermodalità, riconoscendo la sua importanza per la competitività delle imprese e la qualità della vita di cittadini e territori. La giornata di oggi infatti costituisce un importante momento di studio e analisi su argomenti di grande interesse e attualità per la nostra organizzazione, perché riguarda non solo le imprese che rappresentiamo, ma anche le persone, le comunità in cui le imprese artigiane operano e che allo stesso tempo animano e qualificano, favorendo lo sviluppo e il benessere locali. La sostenibilità nella mobilità non è basata su un'unica opzione. Se le persone possono scegliere come muoversi, se vi sono più alternative di mobilità maggiori, saranno le possibilità di avere a disposizione modalità di trasporto ecosostenibili che, contribuendo a minori emissioni, incideranno sul miglioramento della qualità della vita. Nel macro settore dei trasporti, l'intermodalità è un elemento determinante per favorire una mobilità più sostenibile. Questo elemento diventa fattore chiave quando interviene sul trasporto quotidiano delle persone, così come su quello legato ai flussi turistici, che consente di efficientare gli spostamenti e ridurre l'inquinamento ambientale ed acustico che invade le nostre città e i centri abitati. Allo stesso modo, l'intermodalità diventa indispensabile nel trasporto delle cose, un comparto in cui, ricordo, nonostante le merci viaggino per l'85% su gomma, è necessario lavorare per favorire l'integrazione, dove è possibile ed economicamente sostenibile, con il trasporto via ferro e via mare. La mobilità è da sempre contraddistinta da una visione a compartimenti stagni che ha fatto vivere le varie modalità in competizione fra loro, generando politiche pubbliche che di fatto hanno alimentato una dicotomia negativa che non ha giovato alla competitività del sistema paese. Per fortuna, ormai da qualche anno, è diventata evidente l'esigenza di integrare i diversi segmenti del sistema di mobilità. Per questo, Confartigianato, a tutti i livelli istituzionali, dà voce all'attesa di avere una visione d'insieme sulla pubblica politica dei trasporti, a partire dalla quale poi si sviluppa la pianificazione infrastrutturale, non il contrario. Tutto ciò si ottiene solo attraverso un approccio complessivo, in cui più attori interagiscono, le imprese fanno la propria parte e si evita la dispersione di risorse economiche che potrebbero essere ben destinate a progetti ed opere infrastrutturali funzionali alla realizzazione di un'efficace politica dei trasporti. Come Confartigianato siamo convinti che l'intermodalità rappresenti una leva strategica per ripensare la mobilità in modo efficiente, sostenibile e inclusivo, con benefici economici, ambientali e sociali. In questo contesto, Artigianato e PMI hanno un ruolo cruciale nell'offrire soluzioni innovative e flessibili per implementare modelli di trasporto intermodale efficaci. Le competenze e la capacità di adattamento delle imprese artigiane possono contribuire allo sviluppo di soluzioni intermodali innovative in diversi settori come la logistica, trasporto persone, servizi per la mobilità. Proprio con eventi come Citemos, Confartigianato offre alle imprese associate l'opportunità di presentare le proprie soluzioni, di generare idee innovative, di entrare in contatto con partner e istituzioni, di cogliere insomma opportunità economiche e di comprendere l'evoluzione del mercato con l'implementazione dell'intermodalità. Il percorso tracciato da Citemos negli anni ci ha insegnato l'importanza di fare sistema, di unire le forze tra pubblico e privato, fra grandi aziende e tessuti imprenditoriali artigiano, per affrontare le sfide della mobilità del futuro. In questo non potrà che essere decisivo il ruolo delle tecnologie abilitanti nel facilitare l'intermodalità attraverso l'utilizzo di piattaforme integrate, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, buon festival Citemos e buon lavoro a tutti. Allora, a questo punto entriamo nel vivo dei nostri lavori, prima però doveroso passaggio, mi tocca salutare il presidente della nostra Confartigianato locale, Denis Zenari, che insomma oggi qui ha voluto esserci anche per testimoniare la presenza di Confartigianato, a cui do la parola per un breve saluto di apertura. Grazie.
Niente, io sono veramente molto felice, intanto vi ringrazio per essere qui presenti, ringrazio il Presidente dei Trasporti Paolo Brandellero, ringrazio Luca Baldani Guerra, anche se si è nascosto adesso, per l'organizzazione. E ha detto tutto quanto il nostro Presidente nazionale, nel senso fa capire l'importanza del trasporto, ma fa capire l'importanza della sostenibilità nel trasporto, l'intermodalità. Presumo che sia la strada giusta. Abbiamo delle competenze molto elevate che ci spiegheranno e ci faranno capire, anche per portare poi in concreto quello che è la situazione da cambiare, perché la sostenibilità non è una cosa futura, ma dobbiamo cominciare a praticarla ora, in tutti i settori. Quindi io non rubo ulteriore tempo, mi hanno dato questo piccolo spazio per i saluti, vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie Presidente, mi tocca ancora qualche doveroso saluto. Paolo Fattori, Presidente della Società di Servizi di Confartigianato Verona, Giorgia Speri, il Segretario Generale di Confartigianato Verona, e poi i nostri dirigenti nazionali che sono qui presenti. Paolo è stato già citato, Paolo Brandellero, Presidente di Confartigianato Trasporti Verona, Michele Varotto, il Presidente di Confartigianato Trasporti Veneto, e Roberto Bellini, Presidente di Confartigianato Trasporti Trento. Ultimo, ma non ultimo per importanza, perché chi mi conosce sa che abbiamo strutturato così anche le nostre iniziative nazionali che sono tenute a Roma. Qualcuno dei relatori era anche presente, quindi ha potuto apprezzare questo tipo di commento che vado a fare. Grande importanza per noi riveste la presenza dei ragazzi che sono entrati anche un po' alla spicciolata dell'ITS Academy Last di Verona. Qui al mio fianco c'è la direttrice. Per noi è importante che oltre a parlarsi tra addetti ai lavori si parli delle nuove generazioni, perché i messaggi che oggi vogliamo lanciare, lo studio, l'analisi di questo tema bellissimo che è l'intermodalità, su cui abbiamo messo il focus nella giornata odierna, se non vengono poi compresi e fatti propri dalle nuove generazioni che si approcciano a queste professioni, al comparto dei trasporti, credo che non crei quei presupposti cui noi tendiamo, che sono quelli appunto di un'evoluzione culturale delle imprese di trasporto verso questo grande obiettivo che l'intermodalità vorrebbe in qualche modo far traguardare. Da cosa si parte? Si parte dal fatto che l'intermodalità costituisce un fattore chiave per raggiungere quella sostenibilità di cui si parla, sostenibilità ambientale sicuramente, ma anche economica e sociale, che deve consentire alle imprese di trasporto in qualche modo di stare ancora sul mercato, di essere competitive, riducendo le emissioni inquinanti, abbassando tutto quell'inquinamento di cui si parla e per cui l'autotrasporto su gomma viene abbastanza bistrattato. Lo vedremo poi con chi ci rappresenta anche in Europa qual è la visione del trasporto su gomma, per cui sono tutti fattori che devono farci vedere non più la competizione tra le modalità di trasporto, ma un'integrazione delle modalità di trasporto. Oggi, poi lo vedremo anche con alcuni dati del nostro ufficio studi, l'interscambio commerciale dell'Italia con l'estero potrebbe non sembrare, ma è già una realtà che sia fatto con l'intermodalità. Non è vero che viene fatto tutto su gomma, ci sono anche le altre modalità che sono state integrate e che garantiscono che questo interscambio funzioni, e non a caso il nostro paese, l'Italia, la nostra economia è la seconda economia d'Europa ed ha livelli di export molto molto alti. A questo punto io vado a presentare i nostri illustri ospiti che intervengono oggi e poi lascio subito la parola al dibattito, che si articolerà con un primo giro di interventi dei nostri relatori, e poi faremo anche degli altri approfondimenti a seconda anche di quello che emerge dalla discussione. Abbiamo Francesco Benevolo, direttore RAM SPA del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Olga Simeon è la attaché aiuti di Stato della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Giuseppe Acquaro, amministratore delegato di Terminali Italia. Laura Speri, direttore dell'ITS, appunto,
e Giorgio Adami, rappresentante dell'autotrasporto, nonché imprenditore chiaramente presso la Camera di Commercio di Verona. Per approfondire il tema dell'intermodalità lascerei subito la parola all'amico Francesco Benevolo. Prima dell'intervento però mi corre l'obbligo fare una brevissima digressione, perché Francesco ancora per qualche settimana sarà direttore di RAM, perché è stato indicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a ricoprire l'incarico di presidente dell'autorità di sistema portuale di Ravenna, per cui siamo agli sgoccioli dell'ufficialità della sua nomina, dell'operatività della sua nomina. Ce lo godiamo in quest'ultima occasione, credo, pubblica da direttore di RAM, per cui a te la parola. Il professor Benevolo ci farà un quadro su quello che è l'intermodalità e come negli anni si è avuta testimonianza dello sviluppo dell'intermodalità in Italia. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Sergio, e complimenti al fatto che ci siano questi giovani all'ITS. Io tra l'altro per le varie cose ho fatto qualche docenza all'ITS di Civitavecchia, Capoto, e devo dire lo faccio con grande passione, perché credo che siano dei centri di formazione davvero molto importanti, di grande riferimento per i giovani, di grande qualità. Quindi so il lavoro che state facendo, sono anche nel comitato del tecnico scientifico ITS della Puglia, insomma è una rete che mi piace molto incoraggiare, e che credo che Sergio che mi chieda anche lo sforzo veramente di tutti noi, perché è davvero molta parte del futuro. Quindi complimenti per il lavoro che fate, sono molto contento che ci siano qui dei giovani. Allora Sergio mi ha chiesto in pochi minuti di provare ad approcciare al tema dell'intermodalità, che viene qui diciamo derubricato insieme alle parole sostenibilità e flessibilità. Sostenibilità certamente, flessibilità così, nel senso che poi l'intermodalità in realtà diciamo, richiede anche molte economie di scala, e come vedremo quindi insomma è un concetto un po' più particolare. Allora, dal punto di vista tecnico-giuridico, intermodalità significa integrazione e coordinamento tra più modalità di trasporto, in modo che merci o passeggeri possano spostarsi da un punto all'altro utilizzando più mezzi, quindi camion, nave, treno, senza rottura del carico, cioè senza dover scaricare e ricaricare manualmente le merci ogni cambio di mezzo. Quindi innanzitutto facciamo chiarezza su cos'è l'intermodalità, che non è la multimodalità. La multimodalità è la mobilità che viene effettuata utilizzando due o più modalità di trasporto. Invece l'intermodalità è tendenzialmente quando non c'è rottura di carico, quindi è una parte, è un sottoinsieme in qualche maniera della multimodalità, un sottoinsieme un po' particolare. Addirittura poi c'è il sottoinsieme dell'intermodalità, che è il trasporto combinato, che invece quando dopo una lunga parte del percorso avviene su nave o su ferro o su fluido marittimo, e un pezzo più piccolo su strada. Quindi oggi noi usiamo, siamo usi confondere molti termini, no? Per esempio quando parliamo di trasporti, logistica, infrastrutture, mobilità, che sono in realtà quattro concetti profondamente diversi. Quando parliamo di intermodalità, in particolare parliamo di una sottobranca della multimodalità, ovvero della mobilità con due o più mezzi, ma in cui tendenzialmente non c'è rottura del carico. Ed è un concetto molto importante, come potrete ben comprendere, sia per quanto riguarda la parte merci, la parte logistica, perché consentire un trasporto senza rottura di carico con più modalità di trasporto significa efficienza, ovviamente, significa, come ricordava il segretario sostenibilità, significa riduzione dei tempi, significa molta efficienza. La Banca Mondiale nel rapporto di dicembre 2023 ci ricordava che per esempio si possono rendere più efficienti il 70% le operazioni in un porto, anche garantendo una maggiore fluidità del flusso di mobilità. Ma sono importanti anche per i passeggeri, perché l'intermodalità, per esempio, consente una migliore pianificazione per i trasporti pubblici locali, quando si parla di integrazione tra gli autobus, le metropolitane, i treni regionali, la sharing mobility. Quindi sicuramente è un concetto importante. È un concetto che è portato avanti in sede europea come
la dottoressa Simeon sa bene, l'Unione Europea ha sposato il concetto di intermodalità nell'ambito dei corridoi prioritari transeuropei di trasporto, quindi il concetto proprio della fluidità dei flussi di mobilità di persone e merci su dei grandi corridoi, e anche in Italia è stato fortemente valorizzato. Nasce quando questa intermodalità? Nasce in realtà recentemente, a metà del XX secolo, e nasce e si afferma poi negli anni 60 e 70, soprattutto a seguito della grande innovazione, della grande rivoluzione dei trasporti, che è stata quella dei container. Era il 1956 quando un imprenditore americano, Malcolm McLean, usò per la prima volta commercialmente un container standardizzato, e quindi sostanzialmente la merce non era più sciolta, non erano più delle rinfuse, ma si utilizzò un container standardizzato che dentro aveva appunto i vari tipi di merce. Lì nasce in qualche maniera il trasporto senza rottura di carico e comincia a nascere il pensiero intermodale. Quindi immaginate che prima non esisteva il trasporto intermodale, esistevano, diciamo, dei flussi con rottura di carico, la merce veniva trasportata da una parte all'altra e quant'altro. Negli anni 60 e 70 nascono i primi sistemi intermodali, si cominciano a progettare infrastrutture integrate, i primi terminal intermodali, i primi porti container, quindi le prime aree container nei porti, le ferrovie dedicate, e si inizia negli Stati Uniti e in Europa a studiare l'intermodalità, quindi inizia a approcciarsi questo concetto di intermodalità. Negli anni 80 e 90 il termine comincia da pensiero intermodale a entrare proprio nel linguaggio comune, viene utilizzato sistematicamente all'interno delle politiche pubbliche, anche nelle normative sui trasporti, anche a livello europeo. Ricordiamo nel 1992 il libro bianco sui trasporti dell'Unione Europea, in cui si definisce anche il concetto di intermodalità, e anche in sede europea e nazionale vengono sviluppati i primi progetti intermodali, e l'epoca anche del piano in Italia della pianificazione della logistica integrata. Oggi siamo arrivati a un punto in cui l'intermodalità è certamente un concetto centrale a livello europeo e nazionale. Addirittura, come sappiamo bene, si parla di intermodalità sostenibile, non ci basta più neanche solo il concetto di intermodalità, ma nelle nuove linee guida europee è stato introdotto il concetto proprio di intermodalità sostenibile, con una definizione che, come ci ricorderà certamente la collega Simeon tra breve, è ancora più restrittiva di quella che vi ho dato prima di intermodalità, ed è applicata in maniera diffusa questa intermodalità sia alla logistica integrata che ai flussi di passeggeri. Chiudo questa prima riflessione con quali sono i vantaggi e quali i limiti di questa intermodalità. Vi ho detto sostenibilità sì, flessibilità leggermente di meno. Allora i vantaggi sono piuttosto evidenti. L'intermodalità consente una grande efficienza dei processi della logistica, consente un miglior utilizzo dei mezzi, un miglior utilizzo dei carichi, consente di pianificare meglio tutte quante le operazioni e quindi anche le tempistiche certamente del trasporto. Consente di conseguire delle economie di scala, non a caso sono nati anche degli operatori, gli NTO, quindi ci sono proprio delle attività che sono nate dal punto di vista proprio produttivo. Consente una forte riduzione dei costi, perché ovviamente il trasporto utilizzato senza rotture di cariche con l'intermodalità è molto più efficiente. Consente una maggiore sicurezza per la pianificazione, consente, come abbiamo detto, una maggiore sostenibilità, quindi una maggiore efficienza nell'utilizzo dei mezzi. Ha però dei limiti e dobbiamo anche un po' riconoscerli, perché sono quei limiti su cui intervengono le politiche. Un primo limite è quello certamente che è influenzato dalla rilevanza dei volumi e della distanza. Sono sicuramente penalizzati i piccoli carichi e sono penalizzate le brevi distanze nell'intermodalità. Quindi i piccoli trasportatori hanno più difficoltà a utilizzare i sistemi intermodali magari di grandi operatori. Se si muovono grandi volumi è più facile organizzare il treno, eccetera, eccetera. Se uno muove pochi carichi o per brevi distanze, l'intermodalità non è agevole.
richiede l'intermodalità una certa capacità organizzativa, quindi un po' un approccio industriale alla logistica, non può essere una roba tanto artigianale, richiede proprio una bella organizzazione l'intermodale. Le stesse autostrade del mare all'inizio erano con l'accompagnato, il camionista che saliva su una nave con tutto il camion e arrivava. Adesso evidentemente si manda il semidimorto, la cassamobile e l'autista non c'è, si ferma e poi un altro autista va a prenderla all'arrivo, ma questo richiede un'organizzazione logistica, richiede un'azienda grande, richiede un approccio industriale. Poi alcuni limiti, la capillarità del servizio, non ha la flessibilità dell'autotrasporto l'intermodalità, perché si fa solo dove ci sono i terminali non sono ovunque e quindi sicuramente richiede anche un aiuto da parte dell'autotrasporto per tutto quello che è poi la capillarità dei terminali e poi ha dei tempi di transito e di velocità che a volte non sono concorrenziali con per esempio l'autotrasporto o la flessibilità dell'autotrasporto. Ecco perché poi si interviene con delle politiche proprio per fronteggiare questi limiti, dal momento che l'intermodalità è sicuramente un fattore di competitività forte, quindi è importante che il paese lo porti avanti, che il territorio lo porti avanti, però bisogna far sì che non vengano penalizzati i più piccoli e che quindi che tutti possano in qualche maniera far parte della filiera logistica a vario titolo e anche e soprattutto che ci si renda sempre conto che l'autotrasporto è comunque un pezzo fondamentale di tutta questa catena logistica per l'ultimo miglio, per le distanze brevi, per tutto quello che abbiamo detto e che quindi dobbiamo certamente lavorare sul ferro, certamente sul mare, certamente sull'intermodalità, ma non ci dimentichiamo che comunque quantomeno i 2/3 del trasporto sempre dovranno viaggiare su gomma in ogni caso e che quindi dobbiamo accompagnare queste politiche con un'adeguata considerazione anche della parte più flessibile della logistica. Farei un applauso a questo gioco. Non avevo dubbi che saresti stato, come dire, nei pochi minuti a me a disposizione, comunque così chiaro ed esaustivo rispetto ad un tema di intermodalità che oggettivamente è difficile dibattere con termini semplici, però a partire dalla storia ci hai delineato vantaggi e limiti di questo argomento. È chiaro che il focus che oggi ne abbiamo messo sul tema dell'intermodalità parte sempre da un assunto fondamentale. Confartigianato parla di questi temi, ma a partire da quello che può essere lo sviluppo, il grande contributo che danno le PMI, il valore degli artigiani. Quindi creare questa dicotomia tra struttura industriale e struttura artigianale, noi crediamo, nonostante l'intermodalità sia più facile da aggredire con un'azienda industriale, che le PMI vadano condotte, laddove possibile, laddove conveniente, ad utilizzare più modalità. Noi siamo anche dell'avviso che è la merce che sceglie su cosa viaggiare, cioè è la committenza che dovrebbe dire ad un organizzatore di viaggi dove andare ad allocare, come andare a trasportare. Il trasportatore di conseguenza dovrebbe in qualche modo adeguarsi e scegliere la migliore modalità. Sui limiti dell'intermodalità volevo un attimo ricondurre il tuo ragionamento per introdurre l'intervento di Olga Simeon, perché a Bruxelles purtroppo si vivono anni travagliati per il trasporto, soprattutto stradale. Confartigianato, lo ricordo, rappresenta prevalentemente migliaia di piccole e medie imprese, artigiani, padroncini, anche quelli evoluti, le imprese mediamente strutturate, che non sono proprio viste benissimo a livello comunitario, perché appunto il trasporto su gomma si trascina dietro tanti strali di inquinamento, brutti, sporchi e cattivi. Olga è una di quelle che, per dirla così in maniera semplificata, rappresenta gli interessi dell'Italia, talvolta si scontra con questa visione da parte delle istituzioni comunitarie. A lei chiederei un quadro di quello che si muove in ambito comunitario e di come il suo ruolo, il ruolo della rappresentanza permanente, difenda gli interessi italiani. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Da uno zoom out, diciamo da una panoramica sull'intermodalità, facciamo a livello nazionale come si è sviluppata anche sul nostro territorio. Porto la voce da Bruxelles e dell'Europa. Appunto diceva Sergio che lavora alla rappresentanza, sono esperta, infatti alla rappresentanza permanente d'Italia. Per chi non sa cos'è la rappresentanza,
è la piccola grande ambasciata d'Italia presso le istituzioni europee, e all'interno della rappresentanza abbiamo un corpo diplomatico, appunto deputato a gestire a livello diplomatico gli interessi, rappresentare gli interessi del Paese, e un corpo di esperti tecnici di cui faccio parte, siamo più o meno una cinquantina, che si occupano dei vari settori, e quindi tecnicamente diamo il nostro supporto tecnico per supportare le istanze italiane presso le istituzioni europee. E in questo momento effettivamente ferve molto, come diceva Sergio, in Europa è un momento in cui si stanno rivedendo le politiche, riaggiustando le politiche europee alla luce anche delle numerose crisi che abbiamo affrontato, della difficile uscita dai periodi di crisi e dalle nuove sfide, soprattutto a livello geopolitico, che stanno mettendo gli operatori e l'economia, non solo gli stati, di fronte a cambiamenti molto veloci. E quindi in questo contesto l'Europa ha preso in mano l'eredità della commissione, diciamo, uscente. Sapete che si è appena insediata la nuova commissione von der Leyen 2, e quindi si è preso in mano il programma allo stato di avanzamento lavori a cui era stato lasciato, e si stanno apportando grandi riforme proprio per cercare di dare a tutti gli Stati membri gli strumenti per affrontare queste nuove crisi. E le problematiche principali sono state ben individuate, sono note a tutti. Diciamo che a livello europeo la Presidente von der Leyen decise di dare in mano a Letta e a Draghi il compito di analizzare a livello micro e a livello macro economico le sfide del mercato interno e della competitività dell'Europa, e in quei rapporti sono emerse delle criticità che oramai sono ben note. Abbiamo un quadro regolatorio molto frammentato, spesso complesso, che chiama e esige semplificazione, un primo grande scenario di lavoro della nuova Commissione. È stato mappato una grande carenza di finanziamenti sulle infrastrutture. Si parla di corridoi europei che sono l'enabler, no? Proprio la matrice che rende possibile anche l'intermodalità, e quindi sono necessari ulteriori finanziamenti, e qui il quadro nuovo finanziario pluriennale dell'Unione cercherà di rimediare. Un gap di interoperabilità e di digitalizzazione notevole, che chiede appunto di accelerare i tempi dei programmi avviati per la digitalizzazione, in particolare anche nel settore del trasporto di cui stiamo parlando, e poi il grosso problema della decarbonizzazione, grande priorità che deve fare i compiti con la competitività anche dell'industria europea. Bene, tutto questo queste criticità sono state identificate, e le azioni proposte sono confluite poi nel programma di lavoro della nuova Commissione. Per quanto riguarda il trasporto, e quindi guardando in particolare il mondo del trasporto, sono confluite, le troviamo anche nella lettera di incarico, nella lettera della missione del commissario del trasporto Sisi Kostas, e lo troviamo soprattutto in quella che è la bussola della competitività europea. E abbiamo nel settore del trasporto, sono state avviate e sono i cantieri aperti. Quindi quali sono i cantieri aperti oggi a livello europeo sul trasporto? Avrete visto un piano d'azione approvato da poco sull'automotive, quindi lato industriale e lato manifattura. Si attende un piano d'azione sull'alta velocità ferroviaria. C'è in piedi, sarà da mettere in atto lo STIP, il cosiddetto STIP, no? Sustainable Transport Investment Plan, per investire su carburanti verdi, carburanti puliti. E poi il lato strategia per l'industria marittima e strategia dei porti, che dovrà essere lavorata, e il tutto accompagnato da regole su cui mi soffermerò dopo, appunto di concorrenza e aiuti di Stato, cioè tutte queste priorità politiche dovranno essere messe a terra, anche con finanziamenti. Ci dovranno essere regole, diciamo, adeguate per accompagnare questi investimenti e finanziamenti alle imprese, per cercare di tenere in piedi il mercato interno. Ecco, tutto questo ovviamente è la novità. Continuiamo a lavorare a livello europeo, continuiamo a lavorare su progetti che erano già stati avviati, e quindi abbiamo di grande interesse peraltro per l'autotrasporto, già citata dal professor Benevolo, la direttiva sul trasporto combinato, che va di pari passo con la direttiva pesi e dimensioni, e qua parliamo di regole che rendono possibile e migliorano l'efficienza del trasporto e dell'intermodalità.
regole che riguardano l'infrastruttura, tutto il pacchetto della allocazione di capacità ferroviaria e non solo, ma anche tutta la normativa che riguarda controlli e revisioni, quindi tutto il pacchetto sicurezza che appena è stato rilanciato e di cui si discute. Senza ovviamente dimenticare tutta la parte di attuazione del grande progetto di digitalizzazione del trasporto, in particolare del trasporto merci, il progetto EFTI, e di tutta l'azione di infrastrutturazione del territorio europeo per avere carburanti alternativi. Tutto questo che cosa è? Tutto questo sono iniziative che cercano di fare fronte, cercano di rimuovere le barriere che chi meglio dell'autotrasportatore conosce e ne soffre, e sono barriere fondamentalmente di due tipi: di carattere normativo, e quindi una legislazione che si moltiplica per 27 Stati membri, standard diversi, quindi necessaria un'azione a livello europeo di armonizzazione degli standard e delle regole, grande filone diciamo normativo, e poi un'altra grande barriera è quella dei finanziamenti degli enti di Stato. Perché? Perché il comportamento abusivo di alcune imprese, ma anche degli Stati, può effettivamente creare delle barriere in termini di concorrenza falsata per operatori. È molto probabile ed è molto rischioso che il finanziamento pubblico venga messo a terra se non ci sono delle verifiche di trasparenza, di non discriminatorietà di questi incentivi e di adeguatezza. E per tutto questo è necessario, dunque, almeno a livello europeo, nel nostro trattato, a suo tempo, già quando firmammo il trattato alle origini dell'Unione, della Comunità Europea, decidemmo di delegare, anzi riconoscemmo che era molto importante che tra Stati membri non ci si facesse la guerra di incentivi, e quindi che all'interno del condominio europeo non ci facessimo del male, ma continuassimo a preservare un mercato unico, e abbiamo deciso di delegare la competenza di arbitro di questa concorrenza alla Commissione Europea. E infatti rispetto all'armonizzazione della legislazione, che è competenza condivisa tra Stati e Unione Europea, a livello di concorrenza c'è una sola voce, perché deve essere terza e neutrale, e quella dell'antitrust europeo, che è la Commissione Europea, che fa i controlli di concorrenza. Ecco, ritornando alla rappresentanza, un pezzo di esperti all'interno della rappresentanza seguono il filone dell'armonizzazione, quindi della legislazione europea che crea standard comuni e regole comuni, e un pezzo di cui faccio parte segue la parte antitrust e quindi lavora proprio sul design delle misure nazionali a supporto delle imprese per fare in modo che queste misure nazionali siano coerenti con i criteri di concorrenza che abbiamo sottoscritto, abbiamo condiviso quando abbiamo firmato il trattato. Di che cosa si tratta? Sono principi che la Commissione Europea utilizza per autorizzare o meno i finanziamenti pubblici alle imprese. Sono principi abbastanza intuitivi e semplici, sono principi che cercano di fare in modo, come dicevo, che non ci si faccia la guerra di sussidi tra Stati all'interno dell'Unione, che siamo abbastanza coesi, e quindi sono principi che cercano di fare in modo che l'incentivo arrivi dove effettivamente è necessario. L'incentivo significa utilizzare soldi pubblici, che sono soldi presi dalle tasse dei cittadini. Uno dei principi fondamentali è buona spesa pubblica, mettici il soldo pubblico laddove è veramente necessario. Se ci sono mezzi meno impattanti come una buona regolazione, una buona fiscalità, è possibile anche che l'incentivo non sia necessario. Un altro grande principio di base delle regole di cui mi occupo, concorrenza e di Stato, è la proporzionalità degli incentivi, cioè non sovraccompensare gli operatori, in modo tale da non generare una specie di effetto doping, e quindi di proporzionare l'incentivo pubblico all'effettivo bisogno e fare in modo che l'incentivo pubblico incentivi, abbia un effetto leva e cambi il comportamento dell'operatore, e dopo, diciamo, risolto il problema su cui va a insistere, dopo riprenda l'economia a funzionare in autonomia senza la necessaria ingerenza dello Stato. E questa è diciamo, la parte, il lavoro che fa la Commissione Europea.
Da parte degli uffici in rappresentanza, cosa facciamo? Assistiamo le autorità pubbliche, i nostri ministeri, nel predisporre le richieste di autorizzazione alla Commissione europea di questi incentivi, perché appunto, dovendo esserci un controllo a livello centralizzato europeo, è necessario che l'incentivo, prima di essere messo a terra, sia autorizzato. E la predisposizione del dossier, diciamo, dove si argomenta il rispetto di tutti questi principi, è il lavoro dei tecnici come me, che cercano appunto di accompagnare e assistere le autorità pubbliche e fare in modo che la misura venga presentata come una misura sana, come una misura proporzionata, una misura necessaria e una misura che coinvolga il finanziamento pubblico di uno Stato in una direzione che è interesse comune, diciamo, dell'Unione. E infatti di che regole si tratta? Questi sono i principi generali, ma sappiate che le regole di concorrenza si applicano a tutto il mercato è complesso, il mercato è fatto di settori, il mercato è fatto di dinamiche estremamente veloci che cambiano molto spesso e quindi il diritto della concorrenza e queste regole sono regole che rincorrono un'evoluzione molto rapida della concorrenza e dei mercati e, come dicevo, variano da settore a settore. Il trasporto è uno dei settori più complessi dalle origini fin dai trattati. Considerate che nel trattato abbiamo regole di concorrenza che si applicano a tutto, a tutta l'economia, a tutti i settori, e poi c'è un capo separato dedicato ai trasporti, in particolare al trasporto terrestre. Trasporto terrestre dove si intende stradale, ferroviario e navigazione interna, quindi fiume. E regole specifiche molto particolari che fin dall'inizio denotavano la peculiarità di questo settore e anche la fragilità in quanto strutturalmente anche, in particolare parlo dell'autotrasporto, dopo le prime liberalizzazioni avvenute molto prima di quello che è successo per il ferroviario, hanno dovuto affrontare anche periodi di sovraccapacità che hanno determinato anche diverse regolamentazioni a livello europeo per far fronte alla sovraccapacità. E queste regole, dicevo, cambiano, priorità diverse, cambiano i mercati, l'Unione si adegua, tutti gli Stati membri cercano di individuare la modalità migliore per far fronte a queste nuove criticità. Si parlava prima di trasporto sostenibile, si è gradualmente abbandonato, parliamo dagli anni 80-90 ai giorni nostri, un approccio di carattere settoriale, lo abbiamo sentito anche nell'introduzione. Abbiamo sempre di più a livello europeo un approccio regolamentare e anche nel contesto del finanziamento pubblico sempre più integrato. È difficile ormai isolare modalità di trasporto e quindi sempre di più si parla non più di trasporto ferroviario e basta, trasporto stradale, ma si parla di trasporto intermodale e multimodale. Ed ecco che la parola chiave oggi è la sostenibilità del trasporto e le regole che si stanno rivedendo sono fatte adesso. La revisione in corso di cui vi sto parlando è una revisione che mira a trasformare regole che prima nel settore del trasporto terrestre erano focalizzate su ferroviario uguale sostenibile a trasporto multimodale sostenibile. Quindi la sostenibilità non è più imputata a una sola modalità, ma all'integrazione sostenibile, più alla soluzione che al modo. Ed ecco che ci stiamo lasciando alle spalle regole che per il trasporto terrestre erano appunto unimodali e stiamo abbracciando, ed è stata fatta una proposta a giugno dell'anno scorso, di nuove regole per il trasporto terrestre multimodale, dove la parola chiave è trasporto pulito e trasporto sostenibile. Abbiamo quindi regole che vanno a sostenere e a incentivare l'acquisto di veicoli puliti e l'utilizzo di carburanti puliti, e sono regole che hanno come priorità e come leitmotiv la protezione ambientale. E poi abbiamo la parola chiave del trasporto integrato, dove appunto le regole sono finalizzate a unire tutti i pezzi del trasporto, a unire i modi, a unire le reti e a garantire la vera interoperabilità intesa per definizione appunto come flusso ininterrotto del traffico, merci in particolare, ma anche persone, tra modi e tra reti. Quindi in questo contesto le nuove regole che si stanno elaborando e che si stanno discutendo hanno questa priorità e
trasporto pulito guarda solo alle emissioni e ai criteri ambientali, il trasporto integrato guarda alla complessità delle esternalità causate dal trasporto, quindi anche non solo i particolati emessi, ma anche la congestione, l'incidentalità. E allora qual è il criterio dell'incentivo, il nuovo criterio dell'incentivo? Lo vuoi spoilerare adesso o al secondo giro? Dai, ormai concludi. Ormai il criterio è ridurre, si deve premiare. Allora, prima di tutto riprendo un'affermazione già fatta poc'anzi, la merce scende, quindi va finanziata la domanda piuttosto che l'offerta. È molto più efficiente finanziare la domanda, è la merce che sceglie dove andare e la merce deve trovare soluzioni di trasporto sostenibili, soluzioni di trasporto che siano efficienti e che riducano quanto più possibile le esternalità. Il dibattito ora è in corso e poi magari riprendiamo quali sono i punti chiave, quali sono gli incentivi, quali saranno le possibilità di incentivo nel contesto nuovo per il trasporto terrestre e qual è il processo e quando avremo la possibilità di vedere le nuove regole. Grazie per questo contributo. Ricchissimo di spunti, insomma ci sarebbe da fare 1000 domande, però è chiaro qual è il cambio del nuovo approccio che si vuole imprimere. Ci ritorneremo dopo anche col professor Benevolo rispetto agli aiuti che vengono già elargiti, sono pianificati da anni ma sempre più utilizzati nel contesto dei trasporti rispetto all'intermodalità. A questo punto passerei la parola all'ingegnere Acquaro, amministratore delegato di Terminal Italia, per una visione un po' più settoriale. Tra l'altro lui può considerarsi di casa perché qui presso l'Interporto avete proprio uno dei vostri maggiori asset. Lascerei a lui la parola su una visione che è quella appunto di questa mobilità integrata, dove loro con la loro attività si mettono in realtà a disposizione del comparto del sistema dei trasporti e dove appunto sarà possibile cogliere quelle sfumature di opportunità che si creano nel mercato dei servizi di trasporto per l'autotrasporto. Perché, ripeto, l'obiettivo non è quello di vedere settorialmente le modalità di trasporto, ma sempre più farle dialogare e capire dove si può interconnettere meglio a seconda anche della convenienza economica. Sì, grazie per l'invito e soprattutto grazie per l'organizzazione. Un ringraziamento ovviamente come operatori del settore per queste iniziative che secondo me sono molto importanti perché stimolano riflessioni e ragionamenti fra i vari attori e ci stimolano a sempre più a ragionare in una visione sistemica. Io intanto porto anche i saluti alla dottoressa De Filipps, che come sapete è l'amministratore delegato del comparto delle merci del gruppo Ferrovie dello Stato, che si scusa per non essere presente. Per chi non conoscesse Terminal Italia, sostanzialmente è la società del gruppo che gestisce i terminal intermodali. Ho sentito parlare di terminal intermodali, giusto per dare qualche dimensione su chi siamo noi, su chi rappresentiamo e in qualche modo su qual è la nostra visione reale del mercato. Noi deteniamo grosso modo il 45%, insomma, contati della quota del mercato in ambito terminalistico nazionale. Siamo un operatore al momento prevalentemente nazionale, ma all'interno del piano di impresa, del piano strategico di impresa del gruppo delle Ferrovie dello Stato, c'è una delle azioni, quella di creare una verticalizzazione nelle attività terminalistiche con una proiezione di natura internazionale, perché questo siamo fermamente convinti che darà un grande supporto anche alla competitività del sistema paese, perché non dimentichiamo che poi alla fine qui viene rappresentato anche un mondo abbastanza importante dell'economia, del sistema produttivo italiano, e quindi dobbiamo anche guardare a quella che è la competitività del sistema paese. Quindi una delle azioni che stiamo facendo noi è la verticalizzazione. Ho ascoltato con molto interesse, ho sentito delle parole chiare che ovviamente per noi sono ben accette, insomma, l'intermodalità. Per noi sostanzialmente la nostra
qualche numero, noi movimentiamo all'incirca 1 milione di unità di trasporto intermodale, appunto quegli oggetti che vengono riempiti di merci sigillati e che non vengono manipolati, che vengono shippati dal treno al camion e viceversa. Fino a qualche tempo fa ci occupavamo soltanto di combinato, tra virgolette, passando il termine terrestre, cioè di merci che aveva origine a terra e destinazione a terra. Grosso modo il 50% dei nostri treni sono su relazioni internazionali, in particolare con il Nord Europa, e il 50% su traffici nazionali. Siamo presenti sostanzialmente con la nostra società, ci siamo 17 terminal, siamo praticamente presenti su tutti i grandi nodi logistici, su tutti i grandi distretti industriali d'Italia, dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia compresa. Fino a qualche tempo fa, come dicevo, ci occupavamo soltanto del trasporto combinato terrestre, ma negli ultimi anni, atteso che l'Italia è una grande piattaforma sul mare, e atteso che comunque ancora, sicuramente per qualche decennio, il Mediterraneo continuerà a essere centrale in quella che è la filiera dei trasporti nell'economia globale, abbiamo anche intrapreso dei progetti per integrarci anche funzionalmente con quello che è il trasporto marittimo. Sostanzialmente ci siamo presi l'autorizzazione delle domane, quindi adesso da qualche anno a questa parte sviluppiamo anche il combinato marittimo. Sicuramente mi perdonerete, sicuramente la stragrande maggioranza di voi lo sanno cos'è un termine intermodale. A volte un termine intermodale io vado per analogie. Io lo definisco molto più volgarmente il porto dei treni merci intermodali, per dare proprio un'analogia con i porti e un'analogia con gli aeroporti, cioè così come i porti sono l'attracco naturale delle navi, gli aeroporti l'attracco naturale degli aerei, dove poi si avviene lo scambio modale di ciò che si trasporta. Analogamente i termini intermodali non sono altro che i porti di attracco dei treni merci intermodali all'interno dei quali si fa lo scambio modale fra la norma e il treno, e all'interno del quale quindi si mettono in sincronia i due cicli industriali, quello del treno e quello del camion, che poi diventa finale. Questo grosso modo quello che facciamo noi. Ho sentito delle parole chiavi molto interessanti, ho sentito parlare di approccio sistemico, di compartimentazione, ho sentito può fare il Presidente, ho sentito parlare di limiti. Sicuramente uno degli approcci, su questo siamo perfettamente allineati, una delle situazioni che bisogna sicuramente superare da un punto di vista culturale, purtroppo storicamente, e in qualche modo ne stiamo pagando anche le conseguenze, purtroppo storicamente il ferro e la gomma si vedevano in passato come nemici alternativi. Non è così. Noi ne siamo fermamente convinti. Ci sono dei segmenti di mercato per i quali il treno non ha senso, è antieconomico, parliamo di distanze molto brevi, è antieconomico. Ci sono però dei segmenti di mercato in determinati distretti industriali dove una forte alleanza fra la gomma e il treno genera forti economie di scala e quindi rende la logistica del combinato ferroviario molto più sostenibile, molto più competitivo, il tutto, non dimentichiamolo, al servizio di quella che è la filiera della logistica complessiva e quindi in ultima analisi è quella che, perché poi il beneficiario finale, non dimentichiamolo, è il mondo delle piccole e medie imprese, per le quali il trasporto della merce, leggevo qualche documento qualche tempo fa, a livello macro, insomma, medie, ma insomma, siamo intorno al 15%, quindi una voce di costo molto importante ed è una voce che se efficientata e viene migliorata in termini di riduzione, è chiaro che concorre alla competitività del mondo produttivo, del quale noi siamo uno, tra virgolette, passatemi il termine, dei ho sentito parlare di sostenibilità, sicuramente, vi fornisco qualche dato perché a volte non se ne parla, un dato molto semplice.
in letteratura è possibile rinvenire dei numeri, ma vi do qualche numero banale. Se parliamo di sostenibilità ambientale, la letteratura ci suggerisce che in relazione a quella che è la vita media del parco dei veicoli circolanti su gomma in Italia, grosso modo si stima che l'emissione sia intorno a 0,450 kg a chilometro. Se considerate che un treno porta l'equivalente di 30 UTI, 35 UTI, possiamo stimare che trasportare 35 UTI per 100 km, grosso modo, si abbattono le emissioni di circa 1600 kg. Quindi non c'è alcun dubbio che da un punto di vista della sostenibilità ambientale l'alleanza fra gomma e treno sicuramente soddisfa una delle esigenze sociali, che è quello dell'abbattimento delle emissioni atmosferiche. Però non è sufficiente. Non è sufficiente perché ormai penso che negli ultimi giorni stiamo anche comprendendo con mano e toccando con mano che la sostenibilità ambientale, se non è accompagnata anche da una sostenibilità economica, purtroppo rimane una dichiarazione di principio. La crisi dell'automotive, non sentivo accennare, nella dimostrazione pratica. Non si sono fatti i conti con la realtà concreta. Qual è la realtà concreta? Il cittadino medio che deve andare a comprare un veicolo, perché deve spendere il 30-40% più per avere lo stesso risultato? Non lo spende, non compra, e quindi c'è una crisi del settore. Quindi sicuramente alla sostenibilità economica non ci dobbiamo lavorare. Per definizione il treno è elettrico e per definizione il treno è sostenibile. Dobbiamo lavorare su quella che è la sostenibilità economica, e su questo stiamo lavorando di più. Poi forse magari nel successivo giro farò qualche accenno a quello che da questo punto di vista occorre che noi lavoriamo moltissimo appunto in progetti di cooperazione con il sistema della gomma, e sicuramente dobbiamo anche ragionare in termini sistemici. Si parlava di impatti indiretti sulla collettività in termini di congestione di strade, non è soltanto una questione di emissione all'atmosfera, è anche una questione di costi reali, in termini di usura delle autostrade, delle strade, di congestione, della qualità di vita delle persone, non soltanto in termini dell'aria, ma anche in termini di tempi di percorrenza. Basta mettersi nelle principali arterie del paese per capire. In questa visione sistemica mi permetto qui in questa sede di porre l'attenzione del tavolo di cui sono stato onorato alla presenza. Vedo che c'è una rappresentanza molto qualificata e molto alta, quindi è un'occasione troppo ghiotta per non approfittare, no? Si parlava di corridoi TNT. Io credo che però quando ci si riferisce, perché il professore faceva cenno ai limiti, e quello è molto importante, perché se non puntiamo sui limiti a risolvere le criticità in termini di limiti, ci sarà qualche criticità a far decollare in maniera piena e compiuta il concetto dell'intermodalità, anche in termini culturali. Mi piacerebbe alla fine di questo dibattito che la persona che tanto si convincesse nel fare adesso ci arriviamo. Cioè, almeno la mia speranza è questa, quando ci riuscirò non lo so. Glielo chiederemo subito. Ma ecco, proprio a livello sistemico, proprio perché parliamo a livello di revisione di quello che è stato fatto, in una logica di miglioramento di ciò che si è pensato in passato, di ciò che in relazione all'effettività del raggiungimento degli obiettivi, mi permetto di evidenziare il fatto che due elementi. Quando si parla di logistica delle merci, secondo me si deve partire dalla domanda, e la domanda normalmente è concentrata nei distretti industriali. Credo che sia necessario in questo senso anche fare una rivisitazione, in particolare della sovrapposizione tra la rete TNT e la reale corrispondenza con i distretti industriali, perché i termini intermodali o li fai lì o la merce non la raccogli e non la distribuisci sulle lunghe distanze.
Noi qui Verona è un esempio di coincidenza di queste cose. Diciamo nel baricentro del distretto industriale, a Bologna siamo presenti a Marsaglia, il distretto industriale per esempio della ceramica, della meccatronica, e lì infatti per esempio Marsaglia non è inserita in un corridoio di primo elemento. Questo è un elemento di riflessione che ci deve far riflettere circa l'attualità di alcune scelte magari operate qualche anno fa in altri contesti, ci passano tanti anni. Altro elemento è per far decollare l'intermodalità, farla rendere più efficiente di quella che non sia adesso, siccome i termini sono quei luoghi nei quali è possibile erogare ai clienti finali servizi accessori con creazione di valore. Vi faccio un esempio per tutti. Se vogliamo attrarre noi una compagnia marittima, per esempio noi adesso con la Rene cerchiamo di far scorrere è necessario che alla compagnia marittima tu fornisci dei servizi accessori con creazione di valore. Se glieli dai ti fa anche il treno, se non glieli dai il treno non lo fa, sceglie la gomma. E quindi è necessario guardare ai terminal con una maggiore attenzione in relazione al fatto che sono un elemento sicuramente propulsivo per il rilancio dell'intermodalità ferroviaria. Purtroppo, ma lo dico da addetti ai lavori, abbiamo assistito negli ultimi anni al fatto che ci siamo occupati sicuramente dell'infrastruttura ferroviaria, ci siamo occupati delle stazioni, ci siamo occupati di tutto, ma il capitolo terminale, siccome ho sentito parlare di piani di azione, AV e quant'altro, probabilmente una attenta riflessione su un intervento, un piano di azione, si parla di piano di azione dell'automobile, una riflessione su un piano di azione per verificare se c'è la necessità o meno di una spintarella per il potenziamento della rete terminalistica, probabilmente va fatta. Perché noi possiamo avere tutte le navi che circolano nel Mediterraneo che vogliamo, ma se non abbiamo i porti che li ricevono, le navi non li trovano. Noi possiamo avere tutte le linee ferroviarie più belle del mondo, di lunghezza 1000 metri, 2000, quello che volete voi, ma se poi non abbiamo terminal adeguati, in punti giusti, e ripeto, bisogna partire dal distretto industriale dove c'è la massa critica di raccolta, è chiaro che l'intermodalità fa fatica a decollare, cioè questo per dire che cosa? Fermo restando il principio della libera concorrenza e del fatto che questo deve essere un segmento al mercato, però credo che se si prende consapevolezza che è necessario per una fase transitoria limitata nel tempo sostenere quel comparto per raggiungere un obiettivo ben più grande, credo che questo sia un elemento di riflessione sul quale si debba riflettere, perché diventa un elemento di criticità. Grazie ingegnere, grazie per questo contributo. È la dimostrazione, come dire, della necessità di confrontarsi per trovare soluzioni, no? Che possano anche in qualche modo farci traguardare quegli obiettivi alti. Proprio perché abbiamo parlato di vita reale, di terminal, per valorizzare il ruolo che svolge anche quello che diceva l'ingegnere Acquaro nell'interporto di Verona, abbiamo un contributo video che lanciamo subito. Nel 1945 Verona usciva provata dalla guerra. Era tempo di preoccuparsi della ricostruzione di una città che sul piano artistico e culturale era già conosciuta in tutto il mondo. Il motore economico con le sue industrie, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, doveva prendere l'avvio. La nascita del Consorzio Zari parte proprio da queste premesse. Un pool di uomini della Camera di Commercio, del Comune e della provincia ha l'intuizione nel 1948 di istituire quella che sarà la prima zona agricola industriale d'Italia. Un ente a base territoriale, con compiti di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppo del territorio e dell'economia.
La posizione geografica è strategica. A Verona si intersecano le direttrici che collegano il Mediterraneo al nord dell'Europa. Incrocio ideale per gli scambi internazionali di merci su aria, ferrovia, gomma e nave. La prima area sotto la giurisdizione del consorzio è la cosiddetta ZAI storica, situata a ridosso del centro della città, dove nel giro di pochi anni si trasferiscono la Fiera dell'Agricoltura, che diventerà una delle più importanti rassegne mondiali del settore, e il nuovo mercato ortofrutticolo. A questa, negli anni 70, si aggiunge la zona industriale ZAI 2 Bassona, un polmone industriale nella parte nord-occidentale di Verona, indicata come area per la riconversione e ristrutturazione di industrie già operanti sul territorio comunale di Verona. Nella seconda metà degli anni 60 viene individuata una superficie di 400 ettari a cui viene dato il nome di Interporto Quadrante Europa, un'area che è cresciuta negli anni, diventando una vera e propria città delle merci, altamente specializzata e regolata da sistemi logistici integrati di altissimo livello, fiore all'occhiello dell'economia veronese. Nel complesso si tratta di un vero e proprio sistema infrastrutturale primo in Europa, e costituisce un punto di forza economico e progettuale orientato alla ricerca e al cambiamento per mantenere i massimi livelli di competitività internazionale. Oltre alla dogana, che oggi occupa un'area di 65.000 metri quadrati, e alla zona ferroviaria, nel quadrante Europa sono operativi altri servizi fondamentali: il centro spedizionieri, il centro autotrasportatori, i centri logistici, i servizi ai mezzi, il parco urbano, il centro direzionale. Posto all'incrocio delle autostrade del Brennero e Serenissima e delle corrispondenti linee ferroviarie, l'Interporto Quadrante Europa si estende su una superficie di 2.500.000 metri quadrati, tuttora in fase di espansione. Questo sistema infrastrutturale, collegato direttamente con l'aeroporto di Verona Villafranca e con la linea ferroviaria del Brennero, rappresenta un punto di incontro ideale per il trasporto merci stradale, ferroviario ed aereo. Un sistema organico ed integrato di servizi logistici al più alto livello di efficienza ed economicità, in cui sono insediate oltre 120 aziende con 10.000 addetti. L'Interporto Quadrante Europa è un'unica infrastruttura logistica a supporto della produzione, che interconnette le differenti modalità di trasporto, fornisce servizio di trazione ferroviaria, concentra i flussi di traffico, fornisce l'accesso ai corridoi del trasporto europeo ed, essendo completamente cablato con una rete telematica, offre agli operatori servizi di trasmissione dati, fonia, immagini e l'accesso a banchi dati internazionali. Oggi il traffico ferroviario dell'Interporto Quadrante Europa movimenta complessivamente 26 milioni di tonnellate di merci, di cui 6 milioni di tonnellate su ferrovia e circa 20 milioni di tonnellate su strada. Nel corso dei prossimi anni, l'Interporto Quadrante Europa sarà soggetto ad un intenso progetto di sviluppo e innovazione che vedrà la costruzione di nuove piattaforme logistiche e nuovi terminali intermodali destinati ad accrescere considerevolmente l'efficienza delle attività organizzative, gestionali e strategiche. Con i progetti di nuova estensione, l'Interporto Quadrante Europa raggiungerà una superficie complessiva di 4 milioni di metri quadrati. Il progetto ha avuto inizio con l'estensione della già esistente area intermodale e la costruzione di un secondo terminale che ha portato al raddoppio della capacità del traffico ferroviario dell'Interporto. L'area di nuova realizzazione è quella dell'innovazione Marangona, che rappresenterà per il consorzio ZAI una forte spinta sinergica. Un modello di eccellenza urbanistica su 1,4 milioni di metri quadrati adiacente al quadrante Europa, direttamente collegata all'autostrada Milano-Venezia, la cui progettazione è fondata sui principi di sostenibilità progettuale, ambientale, economica e sociale. Potranno insediarsi aziende tecnologicamente avanzate e attente a ricerca tecnologica, ecocompatibilità e sostenibilità del ciclo produttivo. Le diverse destinazioni d'uso previste sono industriale, anche commercio all'ingrosso, artigianale, logistica, ricerca scientifica e tecnologica, direzionale, produzione e servizi, housing speciale. A completamento vi saranno opere di riorganizzazione della viabilità interna ed esterna, con realizzazione di percorsi ciclopedonali, sottoservizi e aree verdi. Non solo parole.
ma fatti e risultati concreti. Questo è il principio su cui si fonda l'attività e la mission del Consorzio ZAI, e molti sono ancora gli obiettivi da raggiungere. Bene, questo non è voluto soltanto essere uno spot per il luogo che ci ospita. Confartigianato ha scelto di svolgere qui il proprio evento di Verona, una delle 4 tappe, ricordiamo, individuate nell'ambito del Festival Citemos, ma vuole anche essere la rappresentazione plastica di quello che significa realizzare un sistema integrato. Credo che questo sia un modello per tutta Italia. L'Interporto di Verona rappresenta il primo interporto in Italia, parliamo di una capacità di 4,5 milioni di superficie, e il Veneto risulta essere la regione leader con 25,4% di superficie complessiva relativa agli interporti in Italia. Nell'ambito di questa pluralità di vettori che anche oggi sta emergendo come necessità per un sistema più efficace e efficiente di mobilità in Italia, l'autotrasporto presenta delle caratteristiche peculiari che talvolta, come dire, nell'arco degli anni si è anche un po' scontato rispetto alle altre modalità. Oggi abbiamo invitato Giorgio Adami, che oltre che essere rappresentante, lo dicevo in apertura, dell'autotrasporto, del comparto trasporti in Camera di Commercio, è un imprenditore dell'autotrasporto. Quindi chiediamo a lui la sua tanto esperienza personale e poi anche un po' una presentazione di quelle che sono le criticità viste proprio da quel segmento che non solo viene visto come quello che deve fare il salto più grande in questa catena, ma anche quello che ha le maggiori, secondo me, potenzialità rispetto ad un'evoluzione culturale necessaria. Grazie dell'invito e della possibilità di portare il mio contributo. E chiaramente, come dice lei, io posso portare il mio contributo come imprenditore, come persona che tutti i giorni si scontra con il mercato, con i clienti a cui offro il servizio di trasporto e che deve essere, oltretutto, deve avere una sostenibilità, come parlava prima il dottor Acquari, ma economica. Ecco, dire la verità, non so se sono un po' lo sponsor liberale oggi per parlare di normalità, però no, a parte le battute, qualche problema in questo periodo. Non so se ci avrà convinto, in questo momento storico, tra l'altro, sta soffrendo il trasporto intermodale, soffre per cause, diciamo, che sono infrastrutturali, quindi ci sono lavori, diciamo, sulle linee ferroviarie, ci sono un sacco di impedimenti. Ecco, io, dal punto di vista mio dico questo, che l'intermodalità e la multimodalità è un percorso obbligato, parlo da trasportatore stradale, è un percorso obbligato sia per la sostenibilità sia per cercare di ridurre quella che è la congestione. Tutti viaggiamo con la macchina sulle strade, vediamo, se andiamo a Venezia, andiamo a prenderlo, colonne che ci sono già oggi, quindi è un percorso irreversibile e obbligato. Sono però convinto che per fare un salto di qualità sia necessario avere veramente cambiare un po' pelle, diciamo, non solo, si parlava prima di carbonio, secondo me questi sono slogan che trovano poco contatto con la realtà, nel senso non è solo sufficiente il finanziamento dei mezzi che devono salire sui treni. Io parlo da imprenditore che ha fatto negli ultimi 10 anni, ho visto 1 milione di euro sul discorso di intermodale, acquistando container, acquistando anche acquistando un'area in Germania per poter sviluppare il trasporto intermodale. E devo dire che sono rimasto purtroppo deluso per il servizio che la ferrovia ti dà dal punto di vista di quello che sono le esigenze dei clienti, non mie. Io offro servizi ai clienti hanno necessità di presa di consegna ben precise, perché le aziende ormai lavorano just in time, un poco magazzino, quindi se hanno un orario di arrivo della merce alle 4 del mattino, alle 7, alle 12, c'è da arrivare alle 4, 7 alle 12, non va in rottura di stock di produzione. Quindi su quello è un po' esagerato perché è un po' il mio settore questo. Però se non si dà un salto di qualità ci sarà sempre un problema di sostenibilità economica. Mi spiego. Il discorso
quando vai a parlare con i buyer dei trasporti delle multinazionali, tratti sul quantitativi, su sostenibilità ambientale, poi arriva il momento di parlare di prezzi, diciamo. Ecco, e lì anche quando si parla di prezzi, devo dire, io sono un po' umano tutte le volte che mi confronto, il trasporto intermodale per me devo fare un'offerta maggiore di quello che è il trasporto stradale, perché ha dei nodi purtroppo, che quelli che bisogna risolvere, che sono veramente come dire, quelli che creano la problematica perché non si sviluppa il trasporto della merce sui treni. E questo comporta anche un fatto che bisogna dircelo, può essere coscienti, tutte le imprese ferroviarie, lo sa bene sia la nostra Merci Italia, sia la TD, sia i francesi, sono in grosse perdite economiche, che vengono tutte finanziate, perché altrimenti non starebbero dentro i bilanci, sono chiuse linee ogni giorno chiude linee, i francesi hanno chiuso diverse linee l'anno scorso, hanno chiuso una parte del trasporto intermodale. Gli unici che funzionano sono gli svizzeri, che sono finanziati in maniera fortissima dallo Stato, però non è sostenibile. Ma questo perché? Perché se il livello di servizio non è adeguato a quello che chiede il mercato. Se oggi viaggia una nicchia particolare, che è quella delle merci che non hanno necessità di orari di arrivo e partenza. Quindi il prezzo del trasporto non viene trattato se non c'è esigenza, è al ribasso. Quindi il prezzo che il trasportatore, l'operatore, come sono io quando vado a trattare con quelli di Merci Italia, devo cercare sempre il prezzo più basso, per forza perdono soldi, perché è completamente fuori mercato. Dopo un'altra cosa, ci sono dei nodi che incidono in maniera terrificante sul costo del trasporto. Parlava prima il dottor Quadro dei termini. I termini sono un dramma. Al di là di tutti gli sforzi, e i Verona sono bravi, i Verona devo dire la verità, perché si parla a volte, c'è un bellissimo il servizio del consorzio Zaid, quello che erano stati così, però Terminal Italia lavora in maniera precisa e importante, con tutte le difficoltà che hanno però per dare servizio, perché se i treni arrivano a un orario alle 10, non alle 15, non alle 18, arrivano tutti alle 20, è chiaro che poi i trasportatori devono aspettare, si fanno code per l'ingresso in terminal. Questo cosa comporta? Comporta che il prezzo che fai di trasporto non è sostenibile, perché se un prezzo di trasporto che vale 100, 20 è il costo ferroviario, 40 è il primo miglio, l'ultimo miglio, che poi parlavo di miglio, è una cosa di un po' ridicola, perché il miglio sul trasporto intermodale, quando arrivi a Verona, parlando dell'ambito italiano, va da Milano a Napoli, cioè il traffico nazionale sul trasporto si c'è, ma è quasi influente, diciamo, oppure viaggiano merci secondarie. E quindi questo è un problema enorme. Perché? Ma perché costa più la trazione? Vi faccio un esempio. Noi lavoriamo su tutte le linee, Colonia, Rotterdam e Ludwigshafen. Partiamo da Verona, Busto, utilizzando due terminal, entrambi i terminal. C'è circa 2000 spedizioni all'anno sui treni. Ecco, il mio costo maggiore è il costo del trazionista che è in Germania, ad esempio, perché, e non ci parlo dei terminali in Italia, perché in Germania è la stessa cosa, identica. Quando arriva il terminal deve stare il trazionista un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, se arriva, poi arrivano tutti gli stessi orari, chiaramente, perché un mezzo di trasporto che carica e scarica, arriva al mattino, durante la giornata fa il servizio, al pomeriggio consegna, arrivano tutti alle 5, alle 6, e lì c'è un continuo, veramente discussione con i trazionisti, perché hanno per i costi di sosta, diciamo, quindi hai dei costi che comportano sul nodo. Per non parlare degli autisti, poi, perché il trasporto, questo maledetto primo e ultimo miglio, è fatto da camion con degli autisti sopra. L'autista sopra, se sta a 15 ore di impegno giornaliero per fare un viaggio da Verona a Milano, ritirare e riconsegnare a Verona, si mangia 4-5 ore per ritirare e per consegnare 3 ore, perché l'azienda dovrebbe caricare, non è organizzata, quindi è tutto il sistema che è veramente importante. Ci vorrebbe veramente una cabina di regia importante a sedersi veramente
gli operatori, chi studia le infrastrutture e vedere da che punto dare un piano pluriennale a 15-20 anni però almeno, perché non è che lo so di oggi a domani, qua il problema di infrastrutture c'è. I treni merci viaggiano di notte, di giorno sono giustamente occupate i binari dei treni passeggeri, di notte ci sono manutenzioni, ci sono un sacco di cose e i treni sono in zona, funzionano, in questo momento non funziona. Questa settimana, non so bene il dottor Aquaro, anche noi abbiamo diverse unità cariche, merce carica caricata sui mezzi, che non si poteva consegnare perché hanno bloccato le prenotazioni, cioè Verona per la stessa cosa, ma loro soffrono quello che succede anche in Germania, perché in Germania che voi ci buttiamo sempre giù come italiani, in Germania sono ancora peggio questa situazione qua, perché veramente loro arrivano in difficoltà perché non riescono a ricevere i treni tedeschi, non possono ricevere prenotazioni, però probabilmente pesanti sono vicino, tantissimi trasportatori settimana hanno chiesto di arrivare con i mezzi per parcheggiarli perché non potevano consegnare la merce. Pensate ai livelli di costo, questi qua, con autisti, mezzi, vanno avanti e dietro, cosa coincide sul nodo, quindi trasporto, benissimo il trasporto intermodale, ma bisogna veramente pensarlo a 360 gradi, va bene la sostenibilità ambientale, che per forza di cose sono tutti, una cosa banale da dire, sono tutti consapevoli dell'impatto che ha sulla vita di tutti noi, tutti i giorni, insomma. Però la sostenibilità economica, se non funziona, se non c'è quella, la sostenibilità ambientale non la fa, insomma, con il trasporto intermodale. Grazie. Spero di essere stato troppo tranciante. È stato molto lucido perché ha messo in luce, come dire, a partire dalla sua esperienza, il vero tema. Qui nessuno, con Partigianato in primis, che anzi si fa paladina della sostenibilità ambientale, mette in dubbio che sia necessario traguardare l'intermodalità, la sostenibilità, l'accompagnamento delle nostre piccole imprese verso altre modalità. Ma il tema rimane quello della sostenibilità economica, lo diceva in parte anche Acquaro, e Adami faceva riferimento ad un elemento che secondo noi è imprescindibile, lato autotrasporto merci, nel senso della gestione su strada, che è quello del rispetto delle normative sociali, i tempi di riposo, le ore di impegno, cioè sono tutte cose gravose che finiscono per far aumentare i costi della logistica. Quindi un trasportatore, anche volendo fare quel salto lì, si trova in realtà ostacolato perché si ritrova a dover fare delle offerte che poi non sono competitive. Quindi rispetto al committente, rispetto alla merce, cos'è che risulta poi più efficace, più pronto, più competitivo? Il tutto strada. Quindi diventa un po' come un'esigenza per rispondere alla necessità di essere economicamente sostenibili. Le tematiche inerenti alle normative sociali, quindi mi attacco al prossimo intervento della dottoressa Speri, richiamano chiaramente anche la valorizzazione delle risorse umane, la qualificazione di quello che per il nostro mondo è rappresentato dagli autisti, cioè il core dei dipendenti di un'impresa di trasporto su strada, ma che in realtà necessita proprio per agganciarsi all'intermodalità anche di competenze nuove. L'ITS è un'eccellenza, veniva ricordato prima come anche rispetto alle politiche che promanano dal PNRR, i finanziamenti sono stati molto generosi nei confronti di queste nuove forme di qualificazione dei giovani in questi percorsi di specializzazione. Noi le chiamiamo le università delle professioni tecniche. Ecco, da lei vorremmo un attimo sapere come si muove l'ITS di Verona, qual è il contributo anche delle organizzazioni di rappresentanza, perché abbiamo anche una forte collaborazione con enti, aziende e istituzioni, e come appunto rispondete alle esigenze di mercato e riuscite anche rispetto a messaggi che possiamo lanciare ai ragazzi oggi qui in sala a far nascere opportunità lavorative. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui e mi fa anche molto piacere avere qualcuno dei nostri ragazzi. Piccolissima premessa su che cosa è l'ITS, perché purtroppo è un sistema di istruzione non ancora così conosciuto, anche se nell'ultimo periodo anche la spinta del PNRR li ha fatti un po'
più conoscere alle aziende, ma anche e soprattutto ai ragazzi. Gli ITS sono nati in Italia nel 2011, sono dei percorsi di formazione terziaria, quindi stesso livello dell'università. I ragazzi per partecipare devono avere appunto il diploma di maturità, e sono però molto più pratici, molto più professionalizzanti. E in che cosa consiste questo? Metà delle ore sono in classe e metà delle ore sono in stage. E i docenti arrivano, noi siamo sul 70% dal mondo del lavoro. Quindi c'è sì la scuola e l'università, ma la maggior parte delle lezioni sono fatte proprio da manager aziendali. Noi siamo nati qui all'Interporto e quindi anche questo era un modo per voler far vivere agli studenti fin da subito il mondo del lavoro. Altri colleghi, altri ITS sono nati nelle scuole. Noi abbiamo voluto farlo nascere qui, noi, e qui dico, mi fa piacere che ci sia Giorgio Adami perché è stato il primo presidente della nostra fondazione, quindi un po' lui che ha creato questa realtà. È stato voluto dare la sede qui. I ragazzi vanno a bere il caffè al bar e incontrano il rappresentante dell'impresa, il funzionario della dogana che gli fa lezioni il giorno dopo, e quindi respirano, banalmente respirano il mondo del lavoro, e questo è importante. Siamo nati nella logistica perché gli ITS sono nati in aree di sviluppo del nostro paese, quindi qui a livello veneto abbiamo il turismo, l'agroalimentare. Verona è stata scelta appunto per la sua posizione, no? Anche di intersezione tra le vie nord-sud, est-ovest, come la sede per l'ITS nella logistica. Poi ci siamo espansi perché ora abbiamo anche corsi a Vicenza, a Padova, a Thiene, ma la nostra sede principale è qui. I corsi ITS sono nati dall'esigenza delle imprese. Non c'è il professore, il preside che decide facciamo questo corso, ma c'è un comitato tecnico-scientifico che definisce le esigenze, e soprattutto all'inizio, quando si è appunto costruito il primo percorso, nel comitato tecnico-scientifico c'erano rappresentanti dell'università, delle imprese che dicevano: noi abbiamo bisogno di un ragazzo che sappia fare questo, 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 questo. E il bello anche di questi percorsi è che il programma non è fisso. Se c'è una nuova normativa, se arriva l'industria 4.0, arriva determinata tecnologia, noi possiamo implementare magari non come l'università che deve passare dall'approvazione del senato accademico, la scuola che deve passare dal ministro. Noi siamo molto flessibili e anche questa cosa assolutamente aiuta e fa in modo che questi percorsi siano aggiornati costantemente. Vi dicevo l'importanza della presenza delle aziende nel nostro percorso. Capite che essendoci la presenza dell'impresa nell'avvio, nella progettazione, nell'erogazione dei contenuti, e qui mi piace molto perché capite che l'imprenditore che va in classe talvolta è appunto un imprenditore. A volte i ragazzi ci dicono: il professore universitario didatticamente è più corretto, ma il valore aggiunto che ci dà il manager che porta il caso aziendale è veramente un qualcosa di grande, ed è anche un modo per creare contatti e relazioni che poi gli serviranno durante poi la loro attività lavorativa. Quindi la presenza dell'impresa, progettazione, docenza, stage, perché metà delle ore sono in stage e i ragazzi hanno la possibilità di mettere in pratica quello che hanno studiato nella teoria,
E lo stage possiamo dire che talvolta è anche un po' di orientamento, perché noi la logistica, la mobilità sostenibile la facciamo a 360 gradi, quindi studiano il magazzino, studiano il trasporto nazionale, internazionale, studiano l'economia economia d'impresa, e quindi poi lo stage è anche un modo, un motivo per capire: è questo il mio lavoro? Oppure magari a volte ci dicono: mi piacerebbe sperimentare un'attività nel primo anno e poi vedere un altro aspetto nello stage del secondo anno. Quindi lo stage è davvero formativo ma anche orientativo. Capite che poi le aziende provato, tra virgolette, lo studente per qualche mese, noi arriviamo al secondo anno che già tanti ragazzi stanno lavorando, molto spesso fanno questo secondo anno lavorando. La carenza di personale qualificato la conoscete meglio di me, e siamo nella fase in cui, quando le aziende ci chiedono: mi date la lista dei diplomati, magari ci piacerebbe noi avere la lista dei diplomati, ma purtroppo già al secondo anno sono già tutti promessi o stanno già lavorando presso le aziende. Avremo bisogno di più ragazzi, perché come ricordava Sergio, il finanziamento per poter erogare questi corsi c'è, il PNRR ne ha dato davvero tanti, sono percorsi ancora poco conosciuti, perché l'università la fa da padrone, l'università c'è da secoli, noi ci siamo da 13 anni e quindi facciamo un po' di fatica a farci conoscere. Ottimo. Grazie. Voglio dire che il Confartigianato partecipa a diversi ITS, noi come Confartigianato Trasporti partecipiamo all'ITS da poco costituito ma inserito nella rete degli ITS Logistica 4.0 del Lazio, che ha sede a Rieti con 2 altre sedi operative dove stiamo formando nuove figure, quindi insomma c'è una grande attenzione da parte della nostra organizzazione. Io ricomincerei il giro da Francesco Benevolo, al quale, oltre chiedere una fotografia di quelli che sono gli incentivi all'intermodalità, perché RAM SPA, non l'abbiamo detto in apertura, è stata una mia pecca, ma è la società in-house del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che gestisce tutti gli incentivi che vengono dati alle imprese, quindi è il braccio operativo del Ministero. Lui ne è direttore, quindi oltre a conoscere la storia da professore sui temi dell'intermodalità, vive quotidianamente quella che è poi l'implementazione, le procedure che portano non solo alla costruzione dei bandi, ma anche le domande delle imprese, la gestione e poi la finale procedura che porta all'erogazione dei contributi alle imprese. Ma anche in fase ascendente RAM ha un ruolo fondamentale a supporto del Ministero, quindi chiederei a Francesco non solo di rappresentarci questo e poi prenderti insomma un paio di minuti in più, visto che sei stato molto ligio nel primo giro, ma anche di rispondere alle sollecitazioni di Adami e Acquario. Cioè io approfitterei della tua presenza per capire come si può efficientare il processo logistico e l'aggancio dell'intermodalità, anche considerando una nuova programmazione di aiuti. Gli incentivi all'intermodalità, lato nostro, lo dico in rappresentanza di Confartigianato Trasporti, quindi non con la giacchetta di moderatore, per esempio sul ferroviario, è totalmente deficitario, perché va a finanziare esclusivamente di fatto le imprese ferroviarie, sostanzialmente va a finanziare gli MTO, noi li chiamiamo per gli svuotaporti. Quindi oggettivamente immaginare una nuova programmazione che poi passi, e qui ci agganceremo a Olga, anche da un'organizzazione comunitaria, forse può essere la strada. Come, nella tua visione? Allora, innanzitutto consentimi di autoincensarci come italiani, perché prima Olga ha detto una cosa che mi ha veramente reso profondamente orgoglioso. Ha detto nel nuovo incentivi all'intermodalità sostenibile la prima regola è
incentivare la domanda. Ecco, io ricordo che era il 2005 che andavo a Bruxelles a parlare con José Anselmo, che era il capo della DG Move, perorando il caso del nostro primo incentivo all'intermodalità strada-mare, il famoso ecobonus. Mi ricordo anche una famosa cena in cui alla fine mi disse: Francesco, basta con questa cosa che incentiva la domanda del trasporto, siete i soliti italiani di voler dare soldi a pioggia ai loro trasportatori, questa roba non regge, basta, così sembra quasi che vuoi vendere una roba, vendere la rama, lasciate perdere. E mi ricordo che io giravo Costa Croce da solo per Bruxelles a cercare di convincere, perché l'Europa da sempre, come Olga sa, nell'ambito dei trasporti incentivava o l'offerta, diciamo, infrastrutturale o i carrier, il famoso programma Marco Polo, i programmi TED, quindi o metteva i soldi sulle infrastrutture, quando volevamo finanziare l'autostrada del mare, o si finanziavano le infrastrutture, i porti per l'autostrada del mare, i terminal, oppure i carrier, l'armatore che apriva un nuovo servizio. Questa storia della domanda non esisteva in Europa, non esisteva l'approccio. Faticammo veramente come muli per portare questo concetto. Portammo a casa nel dicembre del 2013 la Corte dei Conti europea che incensò l'Italia per le politiche sull'intermodalità, dicendo che l'Europa doveva imparare dalle politiche italiane che incentivavano la domanda di trasporto invece viene definita come best practice sia per l'ecobonus che per il ferrobonus. E devo dire che ci siamo presi una bella ripa. Io quella cena ancora così umiliante, ancora me la ricordo, ero solo comunicare, pioveva, tempo allucinante, e stavo lì da solo a perorare questo fatto che dovevamo dare i soldi a chi sceglieva il trasporto, così tra l'altro non avremmo distolto la concorrenza, che era il problema poi del Marco Polo, che addirittura si bloccò sul marittimo, l'ultima colla non fu neanche fatta perché c'erano continui ricorsi sulla concorrenza, perché tu finanziavi l'armatore e poi diceva ma stai finanziando un mio concorrente, eccetera eccetera. Per cui sono veramente orgoglioso che sia passata questa linea. Gli spagnoli lo stanno facendo, gliel'abbiamo insegnato noi, mi ricordo ancora, ripeto, fatemi ci perdere qualche minuto perché è veramente una bella soddisfazione, con gli svedesi, con tutti i paesi del Baltico che non capivano questo fatto che davano dei soldi alla domanda di trasporto, ma che è questa storia. Quindi veramente siamo stati bravi, ci abbiamo creduto e abbiamo portato una grande innovazione nelle politiche. A breve, peraltro, a proposito di autostrade del mare e intermodalità, presenteremo uno studio che abbiamo fatto realizzare al Censis come RAM, che tradurremo anche in inglese e manderemo a Bruxelles, su 20 anni di autostrade del mare, per far vedere che cosa è accaduto con questa politica in 20 anni. Tassi di crescita a 3 cifre, cioè roba, veramente abbiamo realizzato in Italia una grande politica per l'intermodalità, e lo dico anche per rispondere parzialmente agli stimoli che dice cosa bisogna fare per il futuro. Cosa abbiamo fatto? Per l'intermodalità abbiamo realizzato tutti questi incentivi, l'ecobonus dal 2007 al 2010, il ferrobonus prima in una sperimentazione nel 2011, poi in maniera più sistematica a partire dal 2015, il mare bonus che era un incentivo sempre alla strada mare, adesso il Simodal Shift che è un altro incentivo all'intermodalità strada mare. Stiamo cercando di sostenere con un approccio, devo dire, piuttosto primitivo, questo va detto, nel senso un approccio molto, molto semplice, molto basilare, prendi in un certo mezzo e ti ridò un po' del costo. Quindi questo è un approccio sicuramente utile, ma non è certo un approccio sofisticato, insomma ce lo possiamo dire, l'economista si può fare di meglio, ecco, questo lo dobbiamo dire. Però stiamo lavorando a una politica che ha successo sull'intermodalità perché è convergente. Cioè, quello che è importante, secondo me, al di là del singolo strumento, è mettere bene in chiaro qual è l'intento politico dell'intermodalità, perché gli imprenditori devono investire, devono sapere in che cosa devono investire, bisogna che tutti sappiano dove si sta andando, che è poi la tragedia energetica attuale, che tu devi investire nei combustibili, nessuno sa che cosa deve fare, l'idrogeno, l'energia, l'elettrico, no? E quindi che un po' tutta questa incertezza non aiuta. Nel momento in cui i tre grandi strumenti delle politiche, infrastrutture, regolamentazione e incentivi, viaggiano in parallelo in maniera chiara per le politiche, secondo me diventa tutto più semplice. Poi gli strumenti si possono sicuramente perfezionare, però l'importante è la
è la direzione, perché è un po', sono circuiti virtuosi che si autoalimentano. A un certo punto si mette in moto un meccanismo per cui, per esempio, sull'autotrasporto con il mare abbiamo creato un'affezione, abbiamo creato un'abitudine, abbiamo creato uno sviluppo anche logistico che è sorprendente. Quando iniziamo con l'autostrada del mare a Civitavecchia partiva per la Spagna una nave a settimana, oggi più del 50% dello scambio commerciale dell'Italia-Spagna viene su nave, cioè abbiamo fatto in 20 anni veramente dei progressi pazzeschi, come appunto mettendo in campo strumenti molto coerenti con una chiara direttrice. C'è poi un'altra gamba che si è aggiunta a tutto questo, che aiuta l'intermodalità e aiuta l'efficienza, che è la digitalizzazione, perché sostenibilità si fa anche con la digitalizzazione, logistica si fa anche con la digitalizzazione. Qui veniamo alla nota dolente, perché stiamo lavorando molto sulla digitalizzazione della logistica e dei trasporti. Lo abbiamo fatto, come il Ministero l'ha fatto con la legge di bilancio del 2022, riportando a sé, rievocando a sé il progetto della piattaforma logistica digitale nazionale, che prima era stato affidato a una specifica società. Il progetto, perché nel 2022 c'è stato questo cambiamento? Perché il progetto era giunto a maturazione. La digitalizzazione della logistica precedentemente aveva due problemi. Il primo è che era un progetto troppo avveniristico rispetto alle normative. Digitalizzare significa rendersi trasparente, significa inserirsi in un circuito. Interoperabilità significa esistere in maniera trasparente. Questo per le aziende di trasporto, diciamo, è anche spesso un problema. Mi ha colpito un'indagine che abbiamo fatto sulle imprese tedesche a proposito della digitalizzazione delle imprese tedesche, in cui il 60% delle imprese ha dichiarato che non reputa importante digitalizzarsi perché le rende troppo trasparenti, il 60% delle imprese tedesche, quindi che l'hanno dichiarato, quindi in modo trasparente. Per cui, perché sono arrivato a questo? Mi sono perso. Digitalizzazione. Sì, mi ero partito da una cosa che adesso vabbè, ho perso. Lo ritroverò. Quindi abbiamo rievocato a noi, ecco, perché era fallito questo progetto? Perché era troppo avveniristico e quindi non poggiava su della regolamentazione rispetto all'Europa proprio, e perché era un progetto di business, quindi pensava con la digitalizzazione della logistica di realizzare un business. Lo abbiamo rimesso dentro il Ministero cambiando la logica. Innanzitutto non è un progetto di business, ma lo fa una pubblica amministrazione, è un servizio pubblico. Digitalizzare la logistica è un servizio, non può essere una logica di business che si paga a livello centralizzato. E secondo, si era colmato quel gap, non era più un'idea così futurista, ma l'Unione Europea aveva cominciato a regolamentare tutta questa roba della digitalizzazione, e quindi realizzare un progetto di digitalizzazione della logistica non è stato più inventarsi qualcosa, ma attuare delle norme europee. Penso alla cybersicurezza, la direttiva NIS1 e la direttiva NIS2. La direttiva NIS1 tutti quanti giocavamo alla cybersicurezza, tanto era un problema di un altro. Con la direttiva NIS2 ci è arrivata addosso a tutti in casa questa cybersicurezza. Dobbiamo nominare il responsabile della transizione digitale, multe, l'1% del fatturato mondiale, roba veramente da mettere i brividi. Il regolamento 1056 FTI, lo split delle merci, non è più una roba così. Qui noi l'abbiamo sperimentato proprio ieri a Verona, abbiamo fatto il primo progetto pilota. La polizia, abbiamo fatto partire un carico, prima la polizia municipale su Verona, poi la polizia stradale, con gli apparecchietti abbiamo sperimentato il funzionamento di questa documentazione informatica. L'ISIEMAR, la lettera di lettura elettronica per il commercio internazionale, abbiamo recepito dal 26 settembre del 2024 la lettera di lettura elettronica. La European Maritime Single Window, ad agosto 2025 entrerà in vigore in Italia la nuova piattaforma delle capitanerie, il PIMIS2 sostanzialmente. Quindi tutta una serie di normative che in qualche maniera ci stanno costringendo a digitalizzarci. A questo abbiamo aggiunto un bel progetto del PNRR, 250 milioni di euro, di risorse per ulteriormente accelerare questo processo di digitalizzazione.
Stiamo realizzando con questi fondi una piattaforma nazionale per offrire dei servizi centralizzati, pensiamo all'accesso unico per esempio a porti interporti. Abbiamo dato delle risorse ai porti per realizzare tutti insieme Port Community System che sono interoperabili. Abbiamo dato dei fondi agli interporti per realizzare dei sistemi anche qui interoperabili nei vari interporti. E qui arriviamo al ghigno di Sergio. Stiamo per emanare un bando al Ministero da 157 milioni di euro destinata alle imprese di trasporto e di logistica con un cofinanziamento del 40% per un upgrade nei sistemi di digitalizzazione. Sistemi di digitalizzazione che devono avere sostanzialmente due caratteristiche principali, tanto per renderci la vita più facile. La prima è che siano comunque in compliance, quindi diciamo in linea con il regolamento 1056 FTI, comunque con i CMR, quindi con queste normative dello spirito della merce, comunque della digitalizzazione della documentazione. La seconda è che riguardino progetti di multimodalità sostenibile, interoperabilità sostenibile. E cos'è per l'Unione Europea questa intermodalità sostenibile? Significa ferro, significa fluvio marittimo, significa strada ferro, strada mare sostanzialmente. Quindi non solo mare, non solo strada e non aereo. In linea con questo, per favorire quello che vi dicevo prima, come si fanno le politiche per l'intermodalità? Abbiamo detto che i piccoli hanno difficoltà. Per favorire i piccoli abbiamo inserito una finestra con il de minimis, quindi attraverso l'utilizzo il ricorso al regime di Stato e de minimis, le aziende del trasporto più piccole potranno comunque fare progetti nei limiti delle risorse del de minimis, anche non con la multimodalità sostenibile, ma quindi soltanto per i sistemi digitali compliance con l'FTI e l'ICMR, per cui una finestra certamente importante. Le regole del PNRR lo sapete tutti. Scusa che su questo, tra l'altro, l'aspetto positivo è che non è più il 40%, ma sarà di più con il de minimis. Lo sceglierà il Ministero. Lo sceglierà il Ministero in una circolare. va bene. Non c'è limite europeo. Non c'è limite europeo, lo sceglierà il Ministero. Però per le piccole, questo possiamo dare come annuncio, per le piccole imprese ci sarà una percentuale maggiore. Lo deciderà il Ministero. Allora faremo pressione sul Ministero affinché faccia, decida, stabilisca una percentuale. Lo deciderà il Ministero. Con il forcipe cerchi di cavarmi. Io ci provo, faccio il moderatore. Sì, ma lui è un maestro, quindi per farti capire. Conoscete tutti, almeno di nome e di fama, il PNRR, uno dei programmi più terribili e temibili della storia d'Italia e d'Europa, regole ferree veramente da lager, quindi tempistiche molto stringenti. Il bando dovrebbe uscire, i progetti da completare entro marzo, dovremo raggiungere un target di 8.350, almeno 8.350 beneficiari di questo incentivo, però insomma adesso su questo target insomma, intanto lavoriamo, facciamo il bando. La decisione sugli aiuti di Stato è imminente, anche grazie davvero a Olga, che è oltre una cara amica, una preziosissima professionista che sta aiutando molti di noi a lavorare con tempistiche ristrette proprio per ottenere queste autorizzazioni agli aiuti di Stato, perché di aiuto di Stato si tratta, e dovrebbe arrivare veramente a giorni, e quindi si potrà lavorare anche con questo strumento che ci auguriamo possa essere un ulteriore ausilio. 157 milioni al 40% sono 350 milioni di investimenti, 350 milioni di investimenti in digitalizzazione del settore della logistica non è poco, insomma, secondo noi non sarà neanche facile metterli in campo, per cui ben venga anche questo strumento. Chiudo
Quindi per il futuro che cosa è importante? Secondo me per il futuro è importante innanzitutto cominciare a guardare a dopo sul benedetto PNRR, perché siamo tutti paralizzati dal PNRR, ma qui il 1 gennaio 2027 bisognerà poi gestire tutti questi investimenti che abbiamo messo in campo, perché questa è tutta spesa, diciamo, di investimento, non di gestione. Quindi cominciare a guardare, io sto cominciando a prefigurare, a suggerire al Ministero vie anche per la digitalizzazione da seguire successivamente al PNRR. Significa, come Sergio sa bene, l'ho già proposto, sedersi intorno a un tavolo e mettere le esigenze, gli interessi veramente con grande chiarezza in un confronto per migliorare questi strumenti all'intermodalità. Io sono convinto che la convergenza è importante, le autostrade del mare l'hanno dimostrato. L'Europa ha fatto una politica chiarissima a favore delle autostrade del mare. L'Italia ha fatto una politica chiarissima a favore delle autostrade del mare. Ci sono stati messi dei soldi, gli operatori hanno sposato la causa, abbiamo fatto l'autostrada del mare. Quindi io credo che serva una grande convergenza tra l'Europa, le politiche europee, quelle italiane, devono esserci dei soldi sopra perché non si riesce a fare altrimenti senza una lira, perché serve comunque un aiuto, e poi bisogna andare tutti insieme. Gli operatori sono sensibili, quando c'è questa grande convergenza, quando c'è confusione si lavora peggio se non si capisce esattamente dove si vuole andare. Rivedere i corridoi TEN la vedo un po' difficile, tema, diciamo, distretti industriali, oramai le ho appena, diciamo, risistemate, la vedo da vecchio studioso con Derrida dei distretti industriali, so perfettamente ciò di cui parla e anche conosco proprio i volti di questi imprenditori, però la vedo più complicata. Rivediamo gli strumenti, c'è molto da migliorare. Se pensiamo al ferro bonus è, diciamocelo sommessamente, è poca cosa rispetto a quello che si potrebbe fare. Sempre meglio di nulla, assolutamente, sempre meglio di nulla, perché il settore ferroviario sta attraversando una grande crisi. Il 60% della linea interessata da lavori sul PNRR ha paralizzato la rete ferroviaria, ne avremo grandi benefici, però ora il momento è, quindi ben venga comunque un sostegno, un aiuto alle imprese, ma possiamo fare di meglio, dobbiamo metterci intorno a un tavolo con un intento comune, darci degli obiettivi e tutti quanti creare delle politiche chiare e convergenti, risolvendo anche laddove possibile quei nodi energetico e tecnologico che sono davvero un po' ci stanno un po' spiazzando, perché ci sono tante innovazioni in campo, non si capisce qual è quella che vincerà, non si capisce quale sarà l'impatto finale e quindi questo frena anche un po' gli investimenti e insomma rende un po' di incertezza. Però io sono molto ottimista e come Italia abbiamo dimostrato di avere degli ottimi cervelli, delle ottime intuizioni, quindi sono sicuro che anche questa partita ce la giochiamo alla grande. Grazie. Colgo il tuo appello, come sai Confartigianato c'è a tutte le latitudini, tanto a livello centrale, nazionale che sui territori, per cui noi chiaramente ciascuno per la propria parte, no? Bisogna fare il lavoro e cercare di arrivare alle soluzioni auspicate. Positiva la tua apertura sulla nuova programmazione, ma sulla programmazione attuale a cui Olga ha dato un contributo nell'ambito del suo lavoro, c'è stato tanto da fare, tanto sugli incentivi all'intermodalità che oggi conosciamo, quanto sul bando digitalizzazione, quindi su questo, agganciandoti a Francesco, ti chiederei di darci un po' il quadro di quello che si è mosso, di quello che si muoverà, di quello che sta arrivando, anche proprio in ottica di valorizzazione PMI per agganciare questa transizione digitale. Sì, colgo l'occasione di riprendere degli input molto, molto importanti di Francesco e la parola convergenza e visione. No? Dicevo, l'importante è avere una visione coerente, una visione politica e la convergenza degli strumenti. Prima di tutto perché la macchina funzioni e il tutto sia efficace e il trasporto, l'autotrasporto e l'intermodalità funzionino, è necessario che tutto il pacchetto sia funzionante. Abbiamo ascoltato prima una voce di un autotrasportatore che cerca di fare intermodalità e fatica, arranca ad agganciarsi al ferroviario per problemi
di scarso servizio del trasporto ferroviario all'operatore. È importantissimo, prima ancora degli incentivi, che ci sia un'infrastruttura di regole, una regolamentazione che funzioni bene. Io la vedo sempre come una buona pianificazione urbanistica, e su quella buona pianificazione urbanistica poi il traffico può circolare. Il direttore del traffico è l'antitrust che regola la concorrenza, però non c'è incentivo che possa funzionare se la pianificazione urbanistica non è stata fatta bene. Ci sarà sempre un caos generale e l'inefficacia di tutti gli strumenti. Quindi è importantissimo che i due filoni, una buona regolamentazione con una visione e degli incentivi che si riescono a collocare su una buona matrice, diciamo, urbanistica regolatoria, ecco, questo è il segreto perché le cose possano funzionare. E quindi la visione e la convergenza. Abbiamo lavorato molto con Francesco negli anni. Io prima di arrivare in rappresentanza ho trascorso diversi anni all'interno della Commissione europea occupandomi proprio di autorizzazioni di regimi di aiuto per il settore dei trasporti, in particolare sì, anche aviazione, ma poi soprattutto terrestre e intermodale. Ed è importantissimo che quando si chiede l'autorizzazione alle istituzioni europee, alla Commissione europea, arrivi un progetto chiaro, che abbia un capo, una coda, che abbia una visione, in modo tale che anche la Commissione europea sia capace di vedere il progetto politico dello Stato membro, capire le specificità dello Stato membro e avere una visione complessiva. Quindi è importantissimo il lavoro che si fa a monte di preparazione, che abbiamo fatto anche con grande successo su moltissimi degli incentivi. Tutti quelli che ha citato Francesco sono tutti incentivi che sono passati per l'autorizzazione della Commissione europea e devo dire in diversi documenti, anche sotto il profilo degli strumenti di incentivo, non solo delle politiche, l'Italia è stata citata come una best practice di politiche per a sostegno, strumenti, diciamo, integrati di sostegno dell'intermodalità. E quindi è importantissimo come si presentano le politiche di incentivo, in una preparazione a monte che presuppone anche conoscere le regole del gioco e quindi sapere come disegnare un incentivo in relazione a quelle che sono le regole europee che verranno poi applicate, semplifica la vita, semplifica la strada. Quindi è importantissimo sapere a monte in che sistema, quali saranno appunto le regole del gioco. Per quanto riguarda la prospettiva futura, come dicevo prima, le regole che sono state riviste sono le regole che oggi esistono per il trasporto ferroviario, sono state prese e gli è stata data veramente una rinnovata complessiva, includendo in queste regole il protagonista che diventa l'organizzatore del trasporto, più che l'operatore, il carrier unimodale, in modo tale che l'incentivo vada in modo neutrale, indipendentemente dalla modalità di trasporto, ma alla soluzione di trasporto che riduce il più possibile le esternalità negative del trasporto. E non parliamo solo di emissioni, come dicevo prima, parliamo anche di congestione, parliamo anche di incidentalità. Quindi le nuove regole non si rivolgeranno più all'impresa ferroviaria, all'MTO, ma all'operatore del trasporto che organizza il trasporto e che organizza soluzioni di trasporto che sono un'alternativa più sostenibile in termini di riduzione dei costi esterni rispetto ad altre alternative, rispetto all'esistente. Quindi questa è un po' la chiave di volta. E le nuove regole quindi hanno fatto, diciamo, capitare tutti gli studi e tutte le valutazioni di impatto di quello che era l'esistente, quindi che cosa manca, e si è parlato prima di terminal. Uno dei grandi punti dolenti è difficile fare intermodalità se non ci sono i terminal intermodali, e la strategia per la mobilità intelligente e sostenibile dell'Unione Europea lo dice a più sospinto, lo dice per tutto: mancano terminal. Quindi è necessario da un lato che l'Unione Europea ci metta soldi, abbiamo la Connecting Europe Facility che già fa tanto, è necessario rafforzare quello strumento, quindi un canale di finanziamento diretto
europeo, e poi c'è un appello chiaramente agli Stati membri. L'Unione Europea non può imporre la spesa pubblica, perché ciascuno Stato membro è padrone a casa sua, e quindi la scelta della spesa pubblica è di ciascuno Stato, ma invita a metterci soldi e invita appunto a finanziare i terminal intermodali. Le nuove regole hanno un'attenzione dedicata al terminal intermodale, quindi considerate che le regole di aiuti di Stato non sono soldi che arrivano, ma sono le regole che agevolano il finanziamento statale nel momento in cui lo Stato decide di darlo. Quindi, come diceva Francesco, bisogna metterci soldi. Quando si mettono le nuove regole, agevoleranno molto il finanziamento dei terminal e dei raccordi ferroviari che raggiungono i centri industriali, altro pezzo fondamentale per collegare la rete, interoperabilità e intermodalità infrastrutturale. E le nuove regole daranno un'attenzione ai piccoli soggetti, in particolare piccole e medie imprese e i cosiddetti new entrants per l'acquisto di veicoli, parliamo del ferroviario, più che altro perché dal punto di vista del trasporto c'è un problema strutturale di sovraccapacità, quindi non è stato identificato a livello europeo che mancassero mezzi di trasporto. Altra cosa è invece l'incentivo al piccolo, ma anche al grande autotrasportatore per convertire il proprio mezzo a fare intermodalità. Quindi abbiamo un segmento anche di sostegno all'acquisto delle unità di trasporto intermodali, le UTI, e della conversione, dell'adattamento dei mezzi per fare intermodalità. Abbiamo un grande filone che è digitalizzazione intesa come, da un lato, interoperabilità nuda e cruda, quella che possiamo immaginare nel settore ferroviario, RTMS e DAC fondamentalmente, automazione, quella dove c'è il più grosso fallimento di mercato, perché lì l'operatore individuale non ha nessun interesse individuale, diciamo, di fatturato a investire, perché il vantaggio si matura se tutti quanti lo fanno, quindi c'è il cosiddetto first mover disadvantage, quindi lì gli incentivi sono molto grossi. Man mano che l'interoperabilità e la digitalizzazione aumenta la produttività dell'operatore e quindi diventa un vantaggio anche per l'operatore, la regola europea vuole che appunto si riduca l'intensità dell'aiuto, perché si presuppone che l'investimento sia particolarmente redditizio a prescindere dal sistema. Quindi avremo il capitolo digitalizzazione con interoperabilità in senso stretto, soprattutto nel settore ferroviario, e poi con l'interoperabilità, con la digitalizzazione che serve la multimodalità, che è quello che vedrete riflesso nel bando PNRR digitalizzazione logistica. Appunto con un termometro, diciamo, che aumenta o riduce l'intensità dell'aiuto, dell'incentivo pubblico, a seconda di quanto riesce a capitalizzare l'operatore da quell'investimento e quanto no. Questo fondamentalmente dal punto di vista degli investimenti. E poi c'è il filone che riguarda il finanziamento dei costi operativi, e il finanziamento dei costi operativi va a ridurre i costi operativi di servizi multimodali, e qua parlo di multimodalità perché dal punto di vista della concorrenza ci si è tenuti molto larghi, non si è parlato di intermodalità, trasporto combinato, si vuole sostenere la multimodalità ad ampio spettro, quindi costi operativi maggiori del servizio intermodale, l'abbiamo sentito, costa di più, il trasporto sulla strada è il più agile ed è quello che riesce a dare al committente il prezzo più basso, quindi se faccio intermodalità ho costi più alti, mi vengono compensati i maggiori costi, cioè mi viene ridotto il delta, mi viene data la possibilità di ridurre il delta rispetto a chi sul mercato è il più competitivo di natura e di struttura. Diciamo, quindi riduzione dei costi operativi commisurati ai costi esterni, e c'è una metodologia di calcolo e di quantificazione in eurocentesimi per tonnellata chilometro, per passeggero chilometro fondamentalmente, o per veicolo chilometro a livello europeo per modalità di trasporto. Quindi c'è un manuale che peraltro si sta aggiornando, la DGMU lo sta aggiornando per riflettere le evoluzioni più recenti, soprattutto tecnologiche nel settore dell'autotrasporto, con i quali si calcoleranno appunto i vantaggi in termini di costi esterni evitati della soluzione che va premiata e della soluzione che è più sostenibile. È un approccio che già esiste, ma viene esteso ad ampio spettro, quindi era dedicata tendenzialmente soprattutto all'intermodalità ferro-gomma,
e adesso viene estesa in modo più ampio, per chiudere con costi operativi, sostegno quindi non investimenti ma costi operativi dell'avviamento di nuovi servizi che collegano terminal intermodali, quindi nuovi servizi che tra due terminal che da 5 anni non hanno collegamenti regolari, nel momento in cui un operatore decide di scommettere su il collegamento di questi terminal, ecco che viene data la possibilità di coprire i costi operativi in modo decrescente. È un aiuto allo startup, all'inizio un maggiore contributo perché ci sono costi fissi difficilmente e con molto rischio recuperabili che poi andranno decrescendo fino ai 5 anni. Questo è un po' il quadro. Quello che mi preme sottolineare è che l'approccio della sostenibilità è un approccio neutrale che utilizza come metro i costi esterni evitati, e più l'autotrasporto investe in veicoli puliti e più i costi esterni dell'autotrasporto si riducono. Quindi una metodologia che premia la sostenibilità in questi termini, non in relazione al modo, ma in relazione ai costi esterni evitati, è neutrale e soprattutto premia chi investe in sostenibilità, che sia marittimo, che sia stradale o una integrazione di questi. Quindi questa è la prospettiva. Sono felice che abbiamo avviato nel tempo, già quando ero in Commissione Europea, ma adesso che sono in rappresentanza, la collaborazione con il Ministero è, su queste tematiche è molto proficua, e anche io mi sento molto ottimista perché il metodo di lavoro che è stato avviato di grande collaborazione a monte per preparare in tutto e facilitare l'approvazione della Commissione Europea ha dimostrato i suoi risultati. Grazie. Quindi aggiornando al 2019 questi stessi. La Regione la sta aggiornando e dovrebbe Era il numero del uscire 2019 che state aggiornando tutte con il discorso di questi dei costi stessi. esterni perché riflettevano dati statistici di emissione dei veicoli di realtà che era 2019 l'annuale, ma i costi erano i valori del 2016. Quindi è Questo è importante importantissimo. perché poi a Giovanni ci sarà quello del Ministero delle Infrastrutture, dopo la sanzione e quelle regionali. Quindi questo No, tra l'altro, piccolissimo commento perché poi abbiamo l'ultimo quarto d'ora, 5 minuti a testa agli altri tre relatori. Mi sembra, lato confartigianato, di poter condividere, come dire, la prospettiva delineata, perché testimonia che al di là della tecnologia, che è il vero problema di oggi, no, sull'automotive, ma quindi anche sui veicoli industriali che poi utilizzano le nostre imprese, non si guarderà più soltanto ad una tecnologia, elettrico, idrogeno, ma quella che ti farà emettere meno complessivamente, quindi quella che ti consentirà di ridurre le esternalità negative. Quindi mi sembra un approccio, no, un po' più light, un po' più neutrale, in virtù del raggiungimento dell'obiettivo. Quindi è un meccanismo che ci convince, ecco, diciamola così, poi vedremo come sarà declinato sugli strumenti di incentivazione. Quando le vedremo, queste nuove regole sono in corso di consultazione, Sì. sono già al secondo round di consultazione, quindi è stato molto importante. La voce dell'Italia è stata portata alla Commissione, le vedremo adottate entro la fine dell'anno e quindi tecnicamente operative, se tutto va bene, con gennaio 2026. Ottimo. Ingegnere Acquaro, mi viene subito da chiederle, l'hanno convinta? Ma sì, no, non so. Ricordiamo però purtroppo ultimi 5 minuti ciascuno, quindi Sì, cerchiamo di stare nei tempi. Sì, no, ma non solo mi ero convinto, ma sono anche molto Rincuorato, ottimista siamo rispetto tutti più ottimisti. a quanto è stato in precedenza detto. Non possiamo che essere d'accordo sul fatto che, proprio perché partivamo dal concetto di sostenibilità economica, che laddove bisogna incentivare, stimolare una modalità che poi complessivamente la produttività e le pratiche benefici, si raggiunge la domanda sull'offerta, che non avrebbe senso. E il decisore che poi alla fine deve essere stimolato a non chi l'operatore. Esattamente, quindi sicuramente va nella direzione giusta, così come sicuramente va nella direzione giusta quello di finalmente avere un approccio di incentivazione incorniciata all'interno di un contesto di qual è il beneficio per la comunità. Io ti do soldi pubblici, ti aiuto pubblicamente, ma tu in cambio che mi dai? La riduzione sicuramente delle esternalità e un ritorno di quegli investimenti in termini di miglioramento della qualità di vita e sicuramente di miglioramento delle condizioni economiche.
Ciò detto, è chiaro che poi gli operatori dobbiamo fare anche molto, agire in questa direzione, e sono perfettamente allineato con quanto si diceva. Nel momento in cui gli operatori hanno una cornice politica regolatoria chiara, è chiaro che è molto più semplice, perché tu fai le tue scelte strategiche anche in termini di investimento all'interno di un quadro chiaro, sapendo che quella scelta strategica, quell'investimento, quello sforzo economico e finanziario sicuramente vanno nella direzione di avere un giusto ritorno, perché poi alla fine della fiera sempre lì siamo, insomma noi siamo operatori che termina l'Italia, è un operatore che non può avere nessun, cioè viviamo di mercato, e quindi chiaramente noi che negli ultimi 5 anni, negli ultimi 4 anni abbiamo investito 20 milioni autofinanziati, adesso nel piano di impresa abbiamo un piano di investimenti da qui al 2027-2028 di circa 50 milioni, tutti nuovi finanziamenti, insomma, quindi sapere che i nostri sforzi economici e finanziari sono coerenti e congruenti con quella che è l'indicazione della produttività, ma poi alla fine è quella, ecco l'entusiasmo. Cosa noi dobbiamo, secondo me, fare? Quindi qui veniva quelli che sono i doveri, i diritti, perché qui le cose vanno viste sempre nella stessa direzione. Quello che noi stiamo facendo e che dobbiamo fare sicuramente da qui al 1 gennaio 2027, questo piano di impresa di gruppo, come sapete, adesso la prossima settimana ci sarà la comunicazione ufficiale di un evento organizzato a Pietrarsa. I pilastri del nostro piano di impresa sono, e qui forse do una risposta anche alle aspettative del mercato, del decisore. Sicuramente un mantra è il raggiungimento in brevissimo tempo dell'equilibrio economico, della sostenibilità economica e finanziaria delle imprese. Questo lo faremo attraverso un riassetto industriale di tutto il comparto delle merci all'interno del GPFSI con delle verticalizzazioni. All'interno ci sarà la creazione, forse lo accennate all'inizio, di una società terminali che avrà una proiezione, avrà una predisposizione verso l'internazionale, con radicamento anche con la gestione unitaria di tutti i terminali di proprietà del gruppo anche all'estero, e questo sicuramente darà un supporto, un aiuto anche agli operatori italiani, perché avere a disposizione un operatore terminalistico che ti mette nelle condizioni in maniera semplice di metterti in collegamento anche con relazioni internazionali sicuramente è un vantaggio che magari altri paesi non hanno, quindi questo va in quella direzione. Un ultimo accenno e finisco: digitalizzazione. Noi investiremo tantissimo in digitalizzazione, siamo ben felici di apprendere che in qualche modo avremo questo aiuto, avendo presente che anche lì noi intendiamo la digitalizzazione non come uno scopo, ma è lo strumento per raggiungere almeno 2 obiettivi. Qui, magari anche qui si vuole dare risposta al decisore poi finale delle modalità. Sicuramente il primo obiettivo è la riduzione dei costi, attraverso la riduzione dei costi operativi, mediante un utilizzo massivo dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose all'interno dei processi operativi. È possibile abbattere i costi anche su ordini di grandezza abbastanza significativi, 10-20%, se non di più. E questo aumenta la competitività del sistema e consente di fare delle offerte economiche ai clienti sicuramente più basse, che vanno nella direzione di soddisfare le esigenze del dottorato. L'altro scopo sicuramente è riuscire a mettere cioè facilitare l'accesso al sistema materiale con disegni rigidi e facilitare e aumentare i livelli di qualità attraverso un'automazione spinta di progressione. Le macchine sono molto più precise, molto più puntuali, se governate adeguatamente, e quindi questi sono gli obiettivi, il contributo che intendiamo dare noi come gruppo dello Stato nella direzione che quelle di quelli che sono le desiderate del decisore pubblico. Grazie mille. Questa domanda farei a Giorgio Adami. L'hanno convinta? Cioè, la sollecitazione sul cambio di programmazione che anche lei aveva in qualche modo richiesta e che noi auspichiamo ormai da tempo, finalmente si scorge? No, vogliamo un attimo. Esco dalla riunione, io veramente non ho soddisfatto perché chi mi ha preceduto vedo che
conosce bene la materia e a volte si ha un po' l'impressione che sia lontano, sia distante, conosco, sono sul pezzo, sono sulla materia e sono molto preparati e concreti. Ecco, il discorso che facevo prima era legato chiaramente all'intermodalità legata alla ferrovia, diciamo, l'autostrada del mare effettivamente sono un esempio virtuoso da poter fare come punto di riferimento, diciamo, quello è stato successo. Ecco, chiaramente il discorso ferroviario è diverso perché il mare non c'ha i binari li sono, il mare è più semplice per viaggiare la merce sul mare. Quindi ecco, poi che ci siano dei tavoli in cui siano coinvolti gli operatori, sicuramente lo vedo dal punto di vista come contributo da portare assolutamente importante. Oltre alla situazione come imprenditore, è vero che ci sia seduto al tavolo, rappresentanti di associazioni, diciamo. E poi il discorso digitalizzazione, ecco, quello vedo di bellissimo opportunità di poter incentivare, perché gli incentivi fino a se stessi, come si diceva prima, l'incentivo per rimborsare quello che è la quota di prezzo che io pago, perché non porta da nessuna parte, quello non porta, sì, chiaramente non voglio pagare, magari arrivasse, ma parlando in una prospettiva sistemica, diciamo, quello che aiuta non ti fa sviluppare invece. Invece poi la digitalizzazione secondo me è molto, molto importante, perché non è solo un discorso legato, faccio un esempio, ecco, parlo chiaramente della mia esperienza dell'azienda, ecco, la merce viaggiano sti vagoni, viaggiano sti camion, bisogna vedere se sono carichi o vuoti, perché che conta il CO2 che emitti sulla base delle tonnellate dei trasporti, perché se io mando un vagone a Colonia e questo torna a vuoto, ho un'incidenza di CO2 doppia rispetto a una tratta. Ecco, per modo di dire, con l'intelligenza artificiale abbiamo messo in piedi con l'Università di Verona di Padova degli algoritmi, ci dà la possibilità di utilizzare l'incrocio dei traffici e eliminando i percorsi a vuoto. Allora diventa più competitivo e più sostenibile, perché il tonnellaggio che porti e quello di CO2 che emiti è legato a una effettiva necessità, diciamo. E quindi sono soddisfatto. Grazie dell'invito. Noi creiamo queste occasioni proprio non solo per stimolare il dibattito, ma per far capire che vi è la necessità di una visione chiara, e oggi è stata richiamata la visione d'insieme, la visione sistemica, perché se si sa dove si vuole andare, probabilmente ci si organizza per andare, no? Quindi si legano politiche, infrastrutture necessarie e si costruiscono gli incentivi utili per raggiungere gli obiettivi. Finirei con Laura Speri, non chiedo se è soddisfatta perché non è destinataria diretta di queste politiche, ma chiedo se rispetto alla mancanza di personale qualificato che lamentano le imprese di tutti i comparti, e noi ci pensiamo oggi del comparto dei trasporti, il lavoro che fate nell'ITS, mancano i ragazzi, come dire, da sfornare così e da dare il pasto alle imprese, perché come dire, li prendono già in fase di formazione, ma qual è il contributo che ancora si può dare rispetto al placement, rispetto al coniugare la domanda e l'offerta in un'Italia in cui si viene da un retaggio storico, perché, come diceva lei prima, l'università costituiva l'obiettivo di tutti. Probabilmente ripensare, guardare un po' più al mercato e capire anche in relazione alle attività di autotrasporto, che possono sembrare umilianti, degradanti, oggi nessuno vuole più approcciarsi a un volante, rispetto a digitalizzazione, innovazione, intermodalità, può costituire invece uno sviluppo molto interessante. Grazie. Intanto sono soddisfatta perché ho imparato, nel senso che io non sono un tecnico e quindi è utile anche per me entrare un po' nel mondo degli aggiornamenti di questo ambito. Sì, è vero che la logistica, noi vediamo, ha come qualcuno diceva prima, sporchi, brutti, cattivi. E quindi noi facciamo tanta fatica a raccontare questi percorsi agli studenti, cioè logistica uguale magazziniere uguale autista di camion.
Poi noi formiamo delle figure completamente diverse, quindi ufficio import-export, ufficio traffico nazionale e internazionale, nel settore automotive, l'accettatore, responsabile service, quindi facciamo un po' di fatica a far cambiare questa visione che il mondo vede così, ecco, noi è da 10-15 anni che cerchiamo di raccontare che la logistica è comunque affascinante e poi i ragazzi lo scoprono vivendola, scoprono che posso andare ad organizzare, posso problem solving, è molto stimolante, possono mettere in campo le loro competenze, la loro creatività, tante cose. Ecco, questo è un po' una nostra difficoltà. Da parte delle aziende il contributo che mi piace ricordare che possono dare è la possibilità, noi siamo arrivati al paradosso che in questo momento è il ragazzo che sceglie, no? La mia generazione, probabilmente anche la vostra, andavamo a fare il colloquio di lavoro e l'azienda ci diceva le farò sapere. Adesso i nostri ragazzi è il contrario, sono loro che dicono le farò sapere, ma è così. E quindi si stanno, hanno 2-3 offerte di lavoro durante il percorso e sono bravi a voler continuare a frequentare il percorso perché ci credono, perché sanno che la formazione è importante e sanno che in questo modo con il diploma poi magari riusciranno a fare qualcosa di più. C'è uno strumento che esiste da non molto tempo, che le nostre aziende stanno iniziando ad utilizzare, che è l'apprendistato di terzo livello, ed è la modalità per cui gli studenti alla fine del primo anno, quindi finito il primo stage, possono essere assunti con questo tipo di contratto in azienda. Quindi sempre più frequentemente lo studente il secondo anno lo fa lavorando e contemporaneamente studiando, ed è un modo che l'azienda ha per riuscire a fidelizzare lo studente. È un modo per i ragazzi si sentono già parte dell'azienda perché sono proprio dipendenti dell'azienda, hanno un piccolo stipendio, quello di apprendista, che poi per la parte formativa è pari a 0, ma per la parte di stage e di lavoro è la parte lo stipendio di apprendista, e quindi le aziende hanno capito che utilizzando sempre di più questo strumento riescono a trattenere i ragazzi per poi andare avanti con l'indeterminato cosiddetto. Ottimo, grazie. Allora, a questo punto io direi che è concluso qui questo bellissimo evento. Grazie a tutti, ho imparato tanto anch'io, quindi credo sia stato un momento di crescita per tutti. Ringrazierei i nostri illustri relatori, partiamo da Benevolo con un grande applauso, Simeone, Acquaro, e Arami. Per quanto riguarda le sedi collegate, a questo punto direi, come nelle migliori trasmissioni televisive, per Citemos da Verona è tutto.